Buongiorno e ben ritrovati. Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi abbiamo tante notizie da raccontarvi, c'è la cronaca ma c'è anche la politica, perché siamo in attesa a Padova dell'arrivo in conferenza stampa. Possiamo anche vedere l'inquadratura sul tavolo su cui siederà a brevissimo l'assessore regionale Roberto Marcato, che ha convocato i giornalisti per annunciare la sua decisione in vista del congresso della Lega. Capiremo se continuerà e quindi la sua candidatura resterà sul tavolo o se invece farà un passo indietro, e questa sembra la strada più percorribile, ma chiaramente attendiamo dalla sua voce quella che sarà la decisione. Ma andiamo subito con la cronaca, in primo piano a Castelfranco dal nostro Cristian Arboit insieme al sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, per quanto accaduto una lite tra automobilisti che è finita nel sangue con un 39enne gravissimo all'ospedale. Buongiorno Cristian e buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno Francesca da Castelfranco con Fabio Fagliero. Mi trovo qui con il sindaco per fare il punto della vicenda che si è registrata ieri sera poco prima delle 18. Siamo praticamente nella zona in cui è successo questo alterco fra automobilisti che è finito nel peggiore dei modi, con un 23enne di origini padovane che ha sferrato un pugno in pieno volto a questo 39enne di origini moldave che si trovava in auto con la fidanzata. Tutto è capitato per una mancata precedenza. Stiamo ricostruendo quelle ore, quei minuti, anzi davvero concitati. Lo faremo nel corso di questa prima edizione nel telegiornale. Intanto però, sindaco, le chiedo un commento veloce, perché questo ragazzo è in prognosi riservata al Cafoncello. È una situazione che lascia attonita tutta la comunità. Che succedano queste cose, insomma, non trovano alcun tipo di giustificazione. Succede per una mancata precedenza, almeno stante quella che si capisce. Adesso ho parlato con i carabinieri e stanno ancora valutando la situazione, le posizioni. Il pensiero va al ragazzo che è ricoverato in terapia intensiva oggi, che mi sembra di capire, insomma, che in terapia intensiva c'è un rischio abbastanza elevato, e la qualcosa lascia, ripeto, attoniti. Non trovo alcuna giustificazione che succedano questi atti così di violenza, di rabbia per una mancata precedenza. Io non riesco a capire cosa stia succedendo dopo la pandemia con questa gente sempre più arrabbiata e che poi sfocia in queste cose sulle quali poi si paga dazio per tutto il resto della vita. Assolutamente, sindaco. Tra l'altro vi mostro con Fabio, questa è la zona dell'Eurobaita al lago. Il 39enne con la fidanzata aveva trascorso una giornata di spensieratezza proprio qui in zona, sul lago, in spiaggia. È uscito ieri sera verso le 18 per dirigersi a casa, e poi l'alterco, di fatto questa mancata precedenza in questa zona, con il 23enne che ha intimato poi al 39enne di scendere dall'auto poco distante da qui, a qualche centinaio di metri. Lì la lite con questo pugno sferrato in pieno volto. Il 23enne si stava allenando, o comunque si allena solitamente nella palestra di pugilato che c'è qui all'Eurobaita al lago, quindi non so se i due si conoscessero, probabilmente anche no, ma resta il fatto che entrambi frequentavano la zona. Il 39enne, tra l'altro, era molto conosciuto dai titolari che abbiamo sentito questa mattina, che lo descrivono come una persona molto impegnata, molto radicata, che tra l'altro faceva bene il suo lavoro. Sindaco, ecco, diceva questa aumentata aggressività, insomma lo vediamo. Purtroppo sì, lo si registra nei mezzi pubblici con poca tolleranza, poca pazienza, ed è un tema sul quale bisogna in qualche modo lavorare. Noi ci stiamo lavorando anche con il tavolo della sicurezza stradale su questi aspetti di tipo comportamentale. Bisogna che la gente capisca che non si può
non rispettare anche codici civili non scritti che passano per il rispetto delle persone. Si può anche sbagliare, no? Quando si fa un qualcosa nella vita, anche nel mancare una precedenza, al di là del fatto che poi non conosco il merito specifico, ma dico che si può anche sbagliare, queste cose non dovrebbero succedere e bisogna che in qualche modo si veicoli un messaggio di tolleranza, di pazienza e di rispetto di regole. Grazie Sindaco Marcon, Sindaco di Castelfranco Veneto e Presidente della provincia di Treviso. I carabinieri stanno indagando, i carabinieri ovviamente di Castelfranco guidati dal maggiore Zampolli. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti, Francesca, ti richiederò la linea con Fabio Faliero. Sì, grazie. A te la linea, buon lavoro. Grazie Cristian e grazie al Sindaco. Tra l'altro è appena arrivato l'aggiornamento, Cristian, dall'ULSS 2, l'uomo, il 39enne di origini kosovare, colpito appunto ieri con un pugno, rimane in prognosi riservata e la situazione permane stabile, è in condizioni molto serie ma al momento stabile. Questo è l'aggiornamento proprio letto in tempo reale per la vicenda di cui ci ha raccontato insieme al sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, Cristian Arboit. Siamo sempre in attesa di andare a Padova per capire quella che sarà la decisione in vista del congresso della Lega di Roberto Marcato, ma subito il sondaggio di oggi che non poteva non essere incentrato su quello che è il tema di cui si discute non solo a livello veneto ma a livello nazionale dopo la decisione ieri presa dalla Procura di Padova. Il sondaggio verte sullo stop ai figli con 2 mamme. È giusto? Se la vostra risposta è sì, numero 042216266991 042216266990. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché venga registrata la vostra risposta. Anche se sentite occupato, non preoccupatevi perché il nostro sistema registrerà correttamente la risposta all'esito del sondaggio, come sempre questa sera nel corso di Ring. Adesso invece con la cronaca ci spostiamo a Bassano con la nostra Sharon Di Carlo per capire quella che è stata una scoperta shock da parte dei carabinieri durante un'operazione antidroga. Raccontaci tutto, Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Non si sa ancora dove esattamente nel Bassanese, ma quel che è certo è che è stato trovato il cadavere di un feto nascosto in un cespuglio. Secondo appunto le prime ricostruzioni, come hai detto tu, i carabinieri, siamo anche davanti alla sede dei carabinieri di Bassano, erano impegnati in un'operazione antidroga in uno dei punti delle zone più sensibili del territorio, quando all'interno, nascosto in un cespuglio dove solitamente appunto trovano dosi di cocaina, hashish ed eroina, un agente ha intravisto un barattolo di vetro, lo ha preso e all'interno la macabra scoperta: c'era appunto il cadavere di un feto, di un bambino appunto di 6 mesi, conservato in un liquido trasparente, ovvero formaldeide. Ovviamente immediata la segnalazione in procura, le indagini sono in corso. È ipotizzabile che il vaso appunto dove era conservato il feto provenga da qualche struttura sanitaria, da qualche struttura ospedaliera oppure anche da qualche aula universitaria, qualche aula appunto di ricerca. Quello che ancora non è chiaro è perché fosse nascosto all'interno di un cespuglio, all'interno di foglie e arbusti. L'ipotesi è quella, una delle prime ipotesi, di mercato clandestino oppure che potesse essere utilizzato per riti satanici. Non sarebbe la prima volta. C'è massimo riservo sulla zona appunto del ritrovamento perché c'è la paura che possano essere inquinate le prove. Noi siamo in contatto diretto con la nostra redazione di Vicenza che si sta interfacciando con la procura, quindi questa sera vi daremo massime informazioni nei servizi del nostro telegiornale. Grazie davvero a Sharon. Se hai ulteriori aggiornamenti chiedici la linea appena possibile, perché è davvero una vicenda che ha del macabro a dir poco. Questo feto di 6 mesi trovato in questa ampolla di vetro, e tra le ipotesi che non vengono escluse c'è anche quello dei riti satanici, però naturalmente saranno le indagini dei militari dell'Arma ad accertare l'intera vicenda. Dopo aver litigato con la fidanzata, sembra in seguito alla fine della loro storia d'amore, è sceso dall'autobus e dopo che le porte del mezzo si sono chiuse, probabilmente proprio per la rabbia, ha sferrato
un pugno ad uno dei vetri mandandoli in frantumi. È accaduto a Vicenza, ma allora adesso andiamo a Padova perché è arrivato l'assessore Marcato per rendere nota la sua decisione in vista del congresso del Carroccio. Sappiate che io avevo invitato tutti tranne Filippo Tosato, che si è presentato. Grazie a voi. Allora, assessore, posso chiedere un minuto? Sì, va bene. Ci mancherebbe. Cosa arriva dentro? Siete già in diretta? Sì. Posso passarti avanti un secondo? E qualche istante gli ultimi preparativi tecnici, le foto ufficiali dei fotografi, le inquadrature e poi spartirà la conferenza stampa convocata proprio dall'assessore Marcato in vista del vicinissimo congresso della Lega. Dirà quella che è la sua decisione, se farà un passo indietro come sembra essere o se invece continuerà con la sua candidatura. Vediamo se è tutto pronto. Come non è bellissimo? Ancora delle battute con i giornalisti che si stanno posizionando intorno al tavolo dell'assessore Marcato in attesa, ecco, ancora qualche telecamera impallata, ma dovremmo ormai esserci. Era prevista per mezzogiorno, 10 minuti canonici di ritardo, ma dovremmo esserci. Ritorniamo a Padova allora con le dichiarazioni dell'assessore Marcato. Ma che posso che ho visto? Dico che re c'è. Ma comunque dai. Me l'hanno regalato perché me l'hanno regalato per il mio compleanno 2 anni fa ed è proprio uno stilista. Non so se hai visto, per esempio, lui fa quelle lampade che sembrano spezzate a metà oppure storte, attaccate lì a bajura storti. Adesso mi ricordo come si chiama. Beh, ancora qualche battuta, qualche dialogo con i giornalisti, a quanto pare su qualcosa che gli è stato regalato, non riusciamo a capire esattamente, ma speriamo che possa partire la conferenza stampa, perché insomma il mondo della Lega si interroga su quella che sarà la decisione dell'assessore Marcato per quanto riguarda la sua candidatura per il congresso della Lega. Ieri sembrava che la strada fosse quella del suo passo indietro, del suo ritiro, ma oggi voci che circolavano potrebbero portare ad un'altra strada. Solamente lui potrà così chiarire il tutto, anche perché insomma è questione ancora di poche ore per la raccolta delle firme, quindi davvero i tempi stringono per questo attesissimo congresso del Carroccio. Gli ultimi colleghi che si stanno posizionando. Allora, intanto vi ringrazio davvero tutti per la vostra presenza e per la disponibilità, anche perché insomma vi ho avvisato con poco preavviso e quindi vi ringrazio doppiamente. Allora, questa per me è la conferenza stampa più dura della mia vita politica. Dura perché arriva alla fine di un percorso importante, forte, emotivamente molto coinvolgente, che mi ha visto protagonista in questi anni. Voi come tutti sapete io ho lanciato la mia candidatura ancora 2 anni fa, la candidatura alla segreteria regionale evidentemente, l'ho lanciata 2 anni fa e su quella esternazione poi si è costruito tutto un percorso che ha visto coinvolti moltissimi militanti, la stragrande maggioranza dei militanti del partito qui in Veneto e molti fra i dirigenti veneti delle varie province, ovviamente sempre della Lega. Ho iniziato questa lotta personale per arrivare ad avere i congressi, perché ogni mese si trovava una scusa per non farli. Io ho sempre ritenuto invece che il congresso sia la manifestazione più alta di democrazia per un partito
E quindi ho iniziato questa battaglia personale che ovviamente mi è costata particolare stress, perché tutto si voleva fare tranne che i congressi. Siamo arrivati alla fine ad avere i congressi provinciali ed oggi celebriamo finalmente il congresso regionale. Il percorso, soprattutto negli ultimi mesi di avvicinamento al congresso, ha avuto dei momenti surreali. Il primo è stato quello che qualche giornale nazionale ha definito il lodo marcato, e cioè qualcuno al federale aveva immaginato che potessero candidarsi tutti tranne i consiglieri regionali / assessori regionali. Bastava solo che mettesse magari quelli un po' pelati con gli occhi azzurri che si chiamano marcato e avrebbero fatto l'unplay. Su quella roba là ovviamente sono andato giù come rullo compressore e sono stati costretti a fare marcia indietro. Poi evidentemente, sapendo che il progetto attorno a me è un progetto molto forte, molto credibile e con grande appeal nei confronti dei delegati e dei militanti, allora a un certo punto, sapendo che la maggior parte dei delegati istituzionali non era sicuramente, diciamo, favorevole all'altra candidatura, e allora si inventano a un certo punto che i candidati istituzionali valgono un quinto rispetto ai candidati romani. Io ho definito, durante il direttivo regionale, ho definito questa proposta una vaccata giuridica e mi sono opposto, ovviamente, perché non aveva nessun motivo di esistere, e per fortuna, credo anche con la benedizione di Salvini, è stato cassato questo articolo del regolamento. Tolto via questo, allora ci si inventa che va bene istituzionali con lo stesso peso, ma devono essere tutti in linea con i versamenti volontari. Tra l'altro, cosa che non ha nessun valore giuridico, ma ha un grosso valore morale. Io li ho sempre versati, quindi sono perché si debbano versare i contributi volontari. E emerge dai giornali che in buona sostanza praticamente tutti i consiglieri regionali non sono in regola e quindi nessuno di questi può votare. Vengono massacrati per 2 o 3 giorni sui giornali, dopodiché improvvisamente si scopre che è stato un errore del foglio di Excel della segreteria regionale. E anche su questo passa anche questa, e allora arrivano improvvisamente tutta una serie di espulsioni che riguardano chi ha corso contro il partito, e vabbè, questo è un elemento statutario, non serve neanche prendere decisione, ma guarda caso vengono espulsi una serie di delegati, tutti di mia area, vicini a me, con delle motivazioni che, se dovessimo applicarle oggi a tutti quelli che commettono, tra virgolette, lo stesso reato, dovremmo buttare fuori dal partito metà degli aventi diritto. E oltre a questo hanno deciso, anche qua non si è capito per cosa e per come, che non possono votare gli assessori regionali. Io ho provato a spiegare che gli assessori regionali non sono assessori pro tempore e noi siamo stati eletti consiglieri regionali. E non siamo consiglieri regionali perché la norma prevede che quando tu fai l'assessore vieni sospeso, ma se domani mattina io mi dimetto da assessore torno a fare il consigliere. Questo non è bastato e quindi hanno deciso che gli assessori, chissà per chi avrebbero votato, non possono votare. Allora, questo è quello che è successo, diciamo, nel partito. Nel frattempo io continuo il mio peregrinare per la regione, raccogliendo ovviamente sempre grande affetto. Ecco, i due manifesti che vedete a lato li ho messi là per ricordare semplicemente che io sono il leghista, il politico più votato di tutta la regione alle ultime regionali, di tutti i partiti, e sottolineo che questo risultato è arrivato da candidato della Lega Veneta, non della lista Zaia, che ha fatto 3 volte la lista Lega. Sono riuscito nell'impresa nonostante candidato, cosa che io ho sempre voluto, nella lista della Lega.
continua questo mio peregrinare e nel frattempo a un certo punto tutti ovviamente non lo farei mai, ma se mi mostrassi i messaggi, le telefonate, i WhatsApp che mi sono arrivati dai militanti, ma dai dirigenti che mi sostenevano, erano quasi emozionanti, perché insomma sei la nostra bandiera, sei l'ultima speranza, ci sei solo tu, contiamo su te, e la frase magica era: mi raccomando, non mollare. Ecco, una parte consistente di questi mi raccomando, non mollare, si ritrova e a un certo punto decide, in preda a una euforia che io francamente non ho ben compreso, decide che il candidato migliore e più aggregativo è un altro, non sono io. Io provo a capire anche perché, mi vengono date spiegazioni, io sarei divisivo, il tema è uno solo. Io avrò 10.000 difetti, ma ho una coerenza che fa schifo. Cioè io sono sempre uguale a me stesso da quando sono nato. Per cui non è che uno mi conosce a febbraio e a marzo dice ma è cambiato, cambiano le condizioni. No, io sono uguale, ero così un mese fa, 2 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa. E quindi che improvvisamente a 10 giorni dal congresso mi si arrivi a chiedere un passo indietro, a lato, in alto, a favore di un altro candidato, perché sarebbe molto più aggregativo e come dire, rappresentativo del mondo della Lega, insomma, a me fa francamente un po' ridere. Ovviamente questo ha spaccato completamente il fronte che fin qui mi ha sostenuto e sono riuscito a tener testa a tutto quello che il partito ha messo in atto in questi mesi per indebolirmi. Sono riuscito, perché la mia storia è chiara, cioè io vi ricordo che sono stato l'unico segretario provinciale a vincere da Bossiano quando tutto il partito era marognano. Sono stato l'unico segretario, l'unico. E ovviamente il partito, non potendo sopportare, mi ha commissariato 2 volte. La prima volta mi ha commissariato con Flavio Tosi con una motivazione talmente stupida che Maroni, Tosiano, è stato costretto a dire non è possibile, devi far marcia indietro, e ha costretto Tosi a togliere via il commissariamento. Dopodiché ci sono state una serie di tradimenti, come sempre accade in questi drammi shakespeariani di basso livello, ovviamente, no? Come sempre accade, e sono stato commissariato per la seconda volta. Nel frattempo, sempre il partito, da vicepresidente della provincia, chiede le mie dimissioni 2 volte in consiglio provinciale, ero vicepresidente della provincia, ma perché è giusto anche ricordarle queste cose, perché la mia vita politica è stata costellata da questo. E nonostante questo, io nel 2004 sono il candidato provinciale più votato della provincia. Nel 2009 mi ricandido, avrei dovuto fare il presidente, ma per un accordo politico va a Forza Italia e hanno scelto questa straordinaria figura che tutti conosciamo di presidente, io faccio il vicepresidente. Nel 2012 vinco appunto il congresso, come vi ho detto prima, provinciale, contro tutto e contro tutti, rimango io come giapponese nell'isola, rimango solo io in questo partito completamente marognano, rimango io unico bossiano. Poi nel 2014 mi invento la candidatura di Massimo Bitonci, che a Padova non me ne ha parlato per una settimana, perché ho fatto questa, mi ricordo una conferenza stampa fatta in 10 secondi dove ho lanciato la sua candidatura, vinciamo per la prima e unica volta, ovviamente vinciamo a Padova. 2015 regionali, mi candido su richiesta del partito, io non avrei mai voluto candidarmi alla regionale, mi candido su richiesta del partito e risulto il più votato e della lista Zaia e della lista Lega. Nel 2020 risulto il più votato di tutto il Veneto, di tutti i partiti. Ecco, quando io ho detto se c'è qualcuno migliore di me sono disponibile a fare un passo indietro, ricordo, vi do un dato, nel 2019, uso quell'anno perché è stato l'ultimo normale prima dell'era Covid, nel 2019 io in 2 mesi per la campagna elettorale, per le europee e per i comuni, in quell'anno io faccio 98 incontri pubblici in 2 mesi.
Non li fa Salvini, non li fa Zaia, non li fa nessun altro. 98 incontri pubblici in 2 mesi. Sono arrivato alla fine della campagna elettorale, ero da ricovero. No, questo lo ricordo perché questa è la mia storia, è una storia di prese di posizione sempre ferme, a prescindere dalle conseguenze, ed è una storia di grande successo, non politico, i risultati poi quelli ognuno li può giudicare, ma di grande amore dei veneti e dei militanti, questo sicuramente sì. Ricordo due momenti suggestivi, se volete. Appena eletti siamo a Cittadella e il presidente Zaia presenta i consiglieri neoeletti, lui sta parlando, io salgo sul palco senza che nessuno mi presenti, salgo sul palco, parte un'ovazione e partono i cori e il presidente Zaia è costretto a fermarsi, cosa che non capita. Stessa cosa a Pontida, perché non so se siete mai stati a Pontida, ma ogni volta che sale sul palco uno dei dirigenti politici c'è questo speaker che a voce altissima dice eccoci, è arrivato, nome e cognome, boato. Io salgo assieme a tutti ai miei colleghi consiglieri sul palco senza essere presentato, è partita una ovazione che non dimenticherò mai e migliaia di persone scandivano il mio nome, tanto che Maroni, che stava parlando, è stato costretto a fermare tutto perché la voce del Pratone di Pontida sovrastava la sua. No, ecco, questo sono io, quindi quando io dico se c'è qualcuno migliore di me si faccia avanti, ecco, deve avere questo pedigree di impegno, di passione, di voglia di fare, di dedizione, di coraggio, di saper rischiare. Questo è quello che sono io. Allora, immaginare che io possa fare passi indietro o passi all'altro, io non sono intercambiabile. Cioè io ho una visione del partito, io ho una visione del Veneto, io ho una visione della politica, ho dei valori etici che sono miei, ma sono condivisi anche da migliaia di militanti. Io non posso scambiarmi con un altro, ma non perché questo sia migliore o peggiore di me, perché non è me e non rappresenta quello in cui io credo. E quindi con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Io ci credevo, ci credo ancora, ho lavorato giorno e notte per poter immaginare la Liga Veneta che tornasse ad essere quella che è stata fino a 2 anni fa, che potesse riprendersi il posto nel mondo che meritava, che si potesse tornare ad avere le piazze piene, i gazebo pieni, che si potesse tornare ad avere i militanti con la passione che avevano. Questo era il mio sogno, soprattutto oggi che in Veneto sono cambiate in maniera drammatica i rapporti di forza con gli alleati, soprattutto oggi che abbiamo qualche mese per arrivare alle europee, alle comunali, la tornata quella grossa, e alle province politiche, e poi le regionali. A me vengono i brividi pensare di non avere più un leghista al governo della Regione Veneto. Mi vengono i brividi. Questo era il mio sogno. Hanno voluto distruggere un sogno, se ne assumeranno la responsabilità, ci saranno i candidati, auguro in bocca al lupo a loro per il bene che voglio al partito. Solo una cosa, adesso io poi ho finito, ma solo una cosa ci tengo a specificare. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò
ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa di impegno responsabile nei confronti di chi possa immaginare di fare questo, perché chi è stato vicino a me in questi anni ha dovuto pagare uno scotto politico enorme. Non è stato candidato nei vari gangli istituzionali, non è stato candidato in Parlamento, non sono stati candidati a sindaci, insomma hanno pagato prezzi pesantissimi e nonostante questo per un'idea mi sono stati accanto. Ecco, sarebbe drammatico che questa gente dovesse pagare solo per aver avuto troppo amore per il partito. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire al futuro segretario della Lega, chiunque esso sia. Grazie. Insomma, è arrivato l'annuncio dopo aver ricostruito quello che un po' è stata la storia che ha portato a questa decisione. Roberto Marcato ritira la sua candidatura alla segreteria regionale del partito. Hanno voluto distruggere un sogno. Queste le parole, durissime parole nei confronti del partito, dell'assessore regionale che ha ricordato tutti i traguardi importanti che ha raggiunto alle ultime regionali. È stato il politico tra tutti i partiti, il politico più votato, ha ricordato le ovazioni a Pontida, ma non solo, e insomma l'amarezza che è emersa, ha esordito Marcato dicendo: la conferenza stampa più difficile della mia vita. Questa sera poi sentiremo, ricostruiremo tutto quello che è stato il percorso che ha portato Roberto Marcato a ritirare la sua candidatura. Un'ultima non minaccia, ha detto, ma promessa: chiunque domenica dovesse attaccare gli uomini o le donne che sono al mio fianco, mi impegnerò per far perdere quell'1% al partito. Nessuno, chi è stato al mio fianco, ha detto, ha pagato uno scotto pesante politicamente parlando e questo mi fa male. Questo insomma è stato l'annuncio atteso, in qualche modo già anticipato ieri, ma ora l'ufficializzazione di Roberto Marcato. Noi cambiamo argomento e andiamo sulla splendida Marmolada, perché si è aperta ufficialmente l'estate 2023. Buongiorno e grazie al direttore Patrick Pomarè, direttore di Marmolada SPA. Ben ritrovato, direttore. Buongiorno Francesca e un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3. Allora direttore, devo chiederle un attimo di pazienza perché ho la pubblicità tassativa, così poi possiamo parlare senza interruzioni di questa estate all'insegna della sicurezza e con importanti novità. Pubblicità e torniamo tra pochissimo con il direttore Pomarè. Siamo tornati in diretta, vi ho presentato il direttore di Marmolada SPA, Patrick Pomarè, perché la stagione è ufficialmente iniziata il 17 giugno, quindi pochissimi giorni fa, e si parla, direttore, di un'estate 4.0, perché ci sono delle importanti novità che avete introdotto per questa stagione. Sì, ebbene sì, intanto alcuni aspetti anche di natura ecologica, nel senso che abbiamo cercato di limitare anche al meno possibile l'utilizzo di carta, di plastica, all'insegna, diciamo, di uno sviluppo ecosostenibile della nostra montagna. Un piccolo esempio, li farò già, stiamo cercando di eliminare le brochure cartacee con le cartine della nostra attività, implementandole con applicazioni tutte scaricabili dal telefonino, già alla partenza della cassa, in cui i nostri clienti ospiti potranno visionare tutto quello che noi, la nostra montagna, possiamo offrire. Questo per quanto riguarda, diciamo, il primo accesso ai nostri impianti. Successivamente abbiamo implementato, sempre un'ottica del 4.0, le visite guidate all'interno del nostro splendido museo che si trova a 3.000 metri alla stazione di Serauta, e in più vari percorsi che sono quelli all'esterno della stazione, perché in quest'ultimo anno abbiamo sistemato e implementato un'offerta di museo all'aperto. Mi riferisco già a una zona che era già conosciuta, che era Forcella Serauta, già accessibile durante gli scorsi anni, ma bensì
grazie anche all'aiuto del reggimento del 7° Alpini, abbiamo sistemato una nuova ferrata che ci porterà al di sopra della stazione di Serata, che è la zona Forcella V. Zona di Forcella V, che è una serie di tunnel, incamminamenti della prima guerra mondiale, raggiungibile tramite un piccolo percorso di 200 metri dalla stazione di Serauta. Ci sono poi due novità, direttore, appunto in ottica 4.0, prettamente tecnologiche, che sono un'app e un QR code. Esattamente, come accennavo un po' prima, in tutte le nostre stazioni abbiamo apposto dei cartelli in cui ci sarà presente un QR code in base a dove il cliente si trova fisicamente, potrà comodamente scannerizzare questo QR code e ritrovare tutte quelle informazioni inerenti alla zona, al luogo dove si trova, per poter capire che tipo di attività vuole fare. Questo vale sia all'interno delle stazioni che anche all'esterno, come le dicevo, per gli incamminamenti esterni, in cui verranno rappresentate delle guide, verranno fatte delle cronostorie di quello che queste zone sono state, diciamo, soggette ad avvenimenti particolari, tra cui la guerra, tra cui la prima guerra mondiale, oppure anche i cambiamenti climatici del ghiacciaio, la morfologia, come si è formato, quello che sarà un po' l'idea negli anni dello sviluppo del ghiacciaio. L'anno scorso ci sono state una serie di iniziative anche particolari, si è portato lo yoga, si sono portate delle mostre, verranno ripetute anche quest'anno queste iniziative che uniscono l'arte, la cultura, varie pratiche con la bellezza, la natura della Marmolada. Sì, esattamente, noi per quest'estate ci aspettiamo di offrire dei servizi che poi rappresentano un po' la cultura della nostra zona. Ad esempio faremo delle giornate dedicate alla cultura folcloristica della zona, chiamando in loco i vari gruppi folcloristici che si esibiranno presso la stazione di Serauta e anche presso la cima, sulla terrazza panoramica. In più stiamo collaborando con il Museo di Trento per installare una mostra temporanea presso la sala polifunzionale, che è quello che è la storia dei ghiacciai, di come si sono formati i ghiacciai più importanti delle Dolomiti della nostra zona, tra cui anche la Marmolada, e appunto dal 1° luglio fino alla chiusura, che è prevista per il 17 settembre, sarà un ingresso gratuito, sempre presente questo museo temporaneo alla stazione di Serauta. L'ottica è sempre quella di far arrivare sulla Marmolada non solo l'appassionato di montagna, ma anche le famiglie. Qualsiasi fruitore, qualsiasi appassionato può trovare una risposta a quella che magari è il suo desiderio, la sua caratteristica, per cui ci sono varie proposte per attirare il maggior numero e anche una diversità di turista. Abbiamo perso il collegamento con il direttore Pomarè probabilmente, immagino di sì, quindi attendo di capire dalla regia se è possibile ripristinare il collegamento con Patrick Pomarè, che ci stava raccontando quella che sarà l'estate 4.0, così è stata denominata, perché ci sarà tutto l'aspetto tecnologico, ma poi c'è tutta una serie di iniziative, di proposte volte a portare sulla Marmolada tutte, dalle famiglie all'esperto escursionista, per godere a 360 gradi di quella che è l'offerta naturalistica, paesaggistica della Marmolada. Ecco, è ritornato il direttore. Direttore Pomarè, dicevo che l'obiettivo è quello di portare sulla Marmolada non solo l'escursionista esperto, ma anche le famiglie, che qui possono trovare qualsiasi tipo di proposta adatta a tutte le età. Esattamente, perché diciamo il contesto montano, raggiungere una cima, diciamo, non è la portata di tutti a livello fisico, perché in base anche alla differenza d'età ciò comporta dei diversi limiti, e questo noi è un po' anche, diciamo, il nostro obiettivo, quello di dare la possibilità a qualsiasi persona di qualsiasi età di raggiungere una cima, visionare la bellezza che si trova a 360 gradi, perché diciamo il contesto dei Dolomiti è uno tra le
contesti montani più belli d'Europa. In più, allo stesso tempo, una volta giunto in cima, trovare tutta quella delle serie di attività eco-friendly, perché diciamo sono attività sempre solo inerenti al contesto in cui ci si troviamo, dando diciamo una visione di quello che si trova attorno e una visione dell'utilizzo del contesto che si trova vicino aperto a tutti. Direttore, inevitabile una domanda sulla tragedia che si è consumata l'anno scorso. Come quella tragedia ha cambiato anche il vostro modo di intervenire, di organizzare le varie cose, e con che spirito si riparte? E le chiedo se in qualche modo verrà ricordato quanto accaduto, se avete in mente di organizzare qualcosa nell'anniversario tragico di quel giorno. Beh, le diciamo che sotto l'aspetto di sicurezza e di previsioni di eventuali altri pericoli, la nostra società già negli anni è sempre stata attenta a questi particolari. Ne metto in dubbio continuamente ogni anno per quanto riguarda la nostra zona, perché ripeto, la Marmolada è un ambiente molto ampio. La nostra zona è sempre soggetta a controlli, avendo una pista, avendo l'accesso di vari turisti. Anche in questo caso noi monitoriamo particolarmente le zone a noi di nostra competenza. Dall'altra parte so che anche le istituzioni e le autorità dalla parte trentina si sono attivate in tal senso a garantire per quanto possibile la sicurezza di tutti. Rimane nel ricordo quello che è successo, purtroppo, perché è stato un avvenimento che rimarrà nelle memorie di tanti. Ci dispiace, e anche da parte nostra c'è stata una grande solidarietà l'anno scorso, però allo stesso tempo ripartiamo con l'idea che la montagna è vita, è un modo di evadere dalla quotidianità generale di una città, di una cosa, e quindi dobbiamo andare avanti e dobbiamo dare la possibilità di godere a tutti di questa bellezza. Direttore, un'ultimissima messaggio a chi ci sta guardando: perché venire sulla Marmolada? Perché? Perché innanzitutto si può trovare uno degli ultimi ghiacciai qui sulle Dolomiti, che devo dirle anche in questi giorni è bellissimo, perché sembrerebbe quasi di trovare un contesto di fine primavera, avendo avuto un maggio e aprile abbastanza piovoso in valle. Tutto ciò invece si ripercuoteva in nevicate in quota. Troviamo uno scenario che è veramente bello, anche tutto il ghiacciaio è tutto bello bianco, allo stesso tempo l'aria, sfuggire dal caldo che ci potrebbe trovarsi in città e dalla frenesia, direi, della vita moderna ormai. E allora tutto è pronto, anzi è già entrato nel vivo l'estate 2023 sulla Marmolada. Non resta che andare a scoprire quelle che sono le proposte che voi avete organizzato e scoprire la bellezza di questo territorio. Grazie davvero a Patrick Pomarè, direttore di Marmolada SPA, e naturalmente in bocca al lupo per questa stagione estiva, e poi naturalmente le do già appuntamento a settembre, quando la stagione chiuderà, per fare un bilancio. Grazie davvero, direttore. Grazie a lei e un saluto a tutti di noi. Grazie, buon lavoro al direttore Pomarè. Adesso noi torniamo, facciamo un passo indietro. Abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa convocata in fretta e furia dall'assessore Roberto Marcato. Ha ricostruito quello che è stato tutto il percorso che l'ha portato oggi nella conferenza stampa. Ha detto: più dura della mia vita a prendere una decisione, quella di ritirare la propria candidatura alla segreteria regionale del partito in vista del congresso.
Ha detto hanno voluto distruggere un sogno, marcato particolarmente arrabbiato per questa sua decisione in qualche modo determinata da quella che è stata la presa di posizione del partito, che ha detto ha fatto in modo di mettermi i bastoni tra le ruote. Insomma, nella sua ricostruzione questo quello che è emerso da Marcato. Ieri ospite a Ring c'era il commissario regionale della Lega, Alberto Stefani, che è proprio intervenuto sulla questione congresso e candidature. Sentiamo le sue parole. Io quello che credo sia importante è quello di confrontarsi sui programmi, di confrontarsi con i militanti, di confrontarsi con la base su un programma di rilancio del movimento e di farlo soprattutto dopo 2 anni e mezzo di pandemia che ha sicuramente colpito il nostro movimento politico, ed è necessario adesso attuare questo programma di mandato che io tra l'altro ho presentato articolandolo in ben 15 punti. Abbiamo vissuto di tutto in questi anni, no? Di tutto, compreso tra l'altro alla recente espulsione del Boron. A proposito, ci sono novità sul federale che ha valutato la sua opposizione all'espulsione? I ricorsi sono stati respinti, ma questo già da giorni. Sì, sicuramente sono stati anni in cui si è detto di tutto e di più. Si era detto che i congressi non si sarebbero mai celebrati. Siamo la prima regione in Italia ad aver concluso tutti i congressi provinciali e a celebrare per primi il congresso regionale del partito. Quindi credo che questo sia anche fondamentale per mettere a tacere tanti discorsi e tante discussioni che forse non avevano neanche il motivo di esistere. Ma lei quanti delegati ha adesso? Ma questo si può sapere? I delegati scelgono liberamente, quindi però insomma, si sa non è chi giusto, sta è con me. chiaro che chi corre per vincere cerca chiaramente di vincere e di avere la maggioranza dei delegati, e quindi intanto per presentare la candidatura deve averne tra 60 e 95, giusto? Esattamente, quindi fino a mercoledì mattina alle 8 fino a mercoledì mattina poi c'è il deposito delle candidature e da lì si inizierà poi la fase, diciamo, prettamente congressuale. L'altra parte che si presenta, pare si presenti in contrapposizione a lei, che Lega rappresenta? Quella un po' più storica, quella trevigiana di un tempo, che cos'è quella? Ma bisognerebbe chiedere a loro questo sì, lo so, ci piacerebbe incontrare anche Manzato, ma io vedo continuo lungo il mio percorso, che è un percorso di sicuramente rinnovamento del partito, ma tenendo conto dell'esperienza, perché credo sia sempre fondamentale unire queste due cose che in Lega hanno sempre garantito anche a questo movimento politico di sopravvivere nel corso degli anni, tant'è che è l'unico movimento politico che mantiene il simbolo da 30 anni a questa parte, ha saputo mantenere figure che hanno più esperienza accanto a inserimenti giovanili che hanno garantito anche l'energia adatta. E queste dunque le parole di Alberto Stefani. Adesso veniamo a quello che è il tema discusso in queste ore a livello regionale ma anche a livello nazionale. Tra l'altro è il tema sul quale è concentrato anche il sondaggio di oggi, perché ieri la procura di Padova ha deciso di, eccolo qui, lo vedete il sondaggio Stop ai figli con 2 mamme, è giusto, quelli 2 numeri sì in verde e il numero in rosso è per il no. Ieri la procura di Padova ha deciso di impugnare i 33 atti di nascita dei bambini figlie di coppie formate da 2 mamme, dichiarandoli illegittimi. La notizia ha gettato nella disperazione le famiglie arcobaleno. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Francesco Ractai, che è insieme alla portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto. Buongiorno Francesco e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno da Padova, dove la procura ha deciso che sono illegittime le registrazioni che il comune di Padova dal 2017 ai giorni nostri ha fatto dei figli delle famiglie arcobaleno, quelli con 2 mamme. La procura ha stabilito quindi che non possono portare i bambini il doppio cognome. Qui con me c'è Irina, che delle famiglie arcobaleno è proprio portavoce veneta. Una notizia che in qualche modo vi aspettavate? Allora, noi aspettavamo sì la notizia, però non pensavamo che la procura andasse così a fondo, cancellando di fatto uno dei 2 genitori dei bambini che attualmente stanno per compiere 6 anni. Quindi il colpo è stato molto duro, è vergognoso e inaccettabile per un paese civile.
Cosa cambia nella sostanza per voi? Allora, per il bambino cosa cambia? Perde prima di tutto la propria identità familiare, poiché avendo vissuto per 6 anni con doppio cognome, lo inizia a scrivere perché sta per andare alla prima elementare e quindi vedendosi privato di uno dei due si fa le domande del perché, quindi si sente in mancanza. Inoltre perde uno dei due genitori, quindi la tutela legale, perde la possibilità di essere accudito legalmente qualora stessi male, perde anche tutta la parte della famiglia del secondo genitore perché perde tutti i parenti, tutti i legami familiari legalmente. Immagino che in queste ore vi siate confrontati anche con le altre mamme. Qual è lo stato d'animo che sei riuscita a cogliere dalle altre mamme? Abbiamo tantissima rabbia in corpo, siamo scosse, stiamo malissimo e tutte le mamme sono hanno la voglia di fare qualcosa come abbiamo sempre fatto. Infatti come associazione Famiglia Arcobaleno noi appoggeremo ogni famiglia che si costituisce in giudizio e faremo tutto quello che è possibile continuando con anche le azioni di uscita in piazza o anche qualsiasi altra azione possibile per noi e sostenibile per noi come associazione in appoggio di queste mamme, perché i bambini non devono essere discriminati in base alla loro composizione familiare. Ecco, lo dicevi, state pensando a una manifestazione per sollevare ancora di più il tema? Certo, abbiamo già fatto tantissime manifestazioni a Padova e continuiamo a farli. Stiamo organizzando in settimana una manifestazione che a breve sarà data la notizia. Ecco, quindi nei prossimi giorni sapremo anche la data di questa manifestazione che probabilmente avrà un respiro nazionale vista l'importanza di questa notizia. Io restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Rattai e grazie ad Irina. E dalla politica molteplici le reazioni dopo questa decisione della Procura di Padova e in primis interviene il sindaco di Padova Sergio Giordani. Sono sereno e convinto delle scelte fatte. Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini, figli di 2 mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli, perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti. Le parole sono del sindaco di Padova Sergio Giordani, subito dopo aver appreso la notizia della decisione della Procura di impugnare gli atti di nascita dei figli delle coppie formate da 2 mamme perché ritenuti illegittimi. Il comune ha registrato i bimbi di coppie gay anche con il nome del secondo genitore, ovvero la mamma non biologica. Lo abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla Procura di Padova dopo ogni atto, senza mai controdeduzioni, prosegue Giordani. C'è un grave vuoto legislativo che il Parlamento deve colmare. Sulla stessa linea di Giordani, l'assessora ai servizi demografici di Padova, Francesca Benciolini. In questo momento noi dobbiamo aspettare che le cose prendano il loro corso, che il Tribunale si esprima e magari questo potrà diventare l'occasione per sollecitare ancora una volta il Parlamento a legiferare su questo tema, perché è un tema presente su cui gli enti locali riscontrano ogni giorno una quotidianità che va avanti, un tema di diritti dei bambini e delle bambine, quindi il nostro ruolo in questo momento è continuare un advocacy anche insieme a tanti altri enti locali con cui ci siamo visti il 12 maggio a Torino, perché si prenda in mano il tema ma lo si tratti nella direzione dei diritti dei bambini e delle bambine che già esistono. La decisione della Procura di Padova è salita alla ribalta nazionale. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta. Un forte abbraccio al sindaco di Padova e alle famiglie di quei 33 bambini, ha detto la Schlein. Ci spostiamo a Treviso, in corso in tribunale un'udienza sulla vicenda di Casa Zero, all'esterno il presidio dei clienti. Ci racconta tutto in diretta Daniela Sizzia. Buongiorno Daniela.
Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo davanti al Tribunale di Treviso dove oggi è iniziata la prima udienza del fallimento di Casa Zero. Qui lo vedete, ci sono una piccola, davvero piccola parte di truffati, lo vedete con i cartelloni che sono abbastanza chiari. Avvocato Bonotto, oggi qui c'è la prima udienza per ripercorrere un po' questa vicenda. Buongiorno a tutti, questa è l'udienza per l'ammissione al passivo dei crediti nella liquidazione giudiziale. Oggi non si parla più di fallimento, si parla di liquidazione giudiziale e quindi verranno insinuati i crediti delle persone che si sono imbattute su questo gruppo che sostanzialmente è inteso come Casa Zero, non è inteso come Gruppo Zero perché poi si dipana in varie società nella Lombardia, nel Friuli, si dipana in società che si chiamano Consorzio Casa Zero, Gruppo Zero. Oggi si parla della liquidazione giudiziale di Gruppo. Ecco, cosa si arriverà ad oggi, al termine di questa udienza? Al termine di questa udienza ci saranno le ammissioni e poi il problema sarà vedere se c'è abbastanza provvista per risarcire i danni che hanno subito. Vogliamo ricordare danni di quanto? Perché allora, sono danni... Ci sono 3 categorie di soggetti, persone che hanno sottoscritto un qualche contratto, perché generalmente la modulistica era sempre la stessa. Si parlava di Casa Zero con vari marchi, ma le partite IVA variavano, ma nessuno se ne rendeva conto. Ci sono alcuni che hanno avuto solo l'esibizione del cartello e non hanno mai visto neanche l'inizio di un solo lavoro. Qualcuno ha avuto l'installazione delle impalcature, altri hanno avuto i lavori lasciati a metà. E questa cosa è emersa tra l'estate del 2021 fino al dicembre del 2021 in cui la Guardia di Finanza ha capito, è stata indotta a capire che i contratti venivano firmati a centinaia e i lavori, la capacità di farli non c'era e quindi tutti si sono affidati. Ma su questo sarebbe stato un semplice inadempimento. La cosa grave è che sulla base di attestazioni fasulle sono stati prelevati dai cassetti fiscali di tutte le persone l'intero importo dei lavori. Quindi qui si pone un grosso problema con le agenzie delle entrate che potrebbe ritenere addirittura la collusione di queste persone con l'appaltatore, con chi per fare, come si pensa bene del cittadino, un 50% per ciascuno. Ci sono stati casi di questo genere, ma in questa organizzazione una qualche idea di realizzare qualcosa c'era stata all'inizio. Poi ci sono fatti prendere la mano e hanno continuato a sottoscrivere contratti addirittura fino all'agosto del 22, quando le cose sono cominciate e la Procura ha ottenuto il sequestro di alcune somme. Oggi siete qui, che cosa chiedete? Ma principalmente chiediamo anche alla politica una salvaguardia con una sanatoria, perché avendo il cassetto fiscale pulito praticamente secondo i lavori che erano preventivati da fare, l'Agenzia delle Entrate ci viene a chiedere i soldi. E il problema anche è il fatto anche che essendo sotto sequestro non possiamo né accedere né a altri bonus né verso altre ditte, fare i lavori, completare, quindi chi ha cominciato i lavori si trova dal 2 di agosto e i lavori fermi a metà o anche meno, senza finestre, cioè siamo nella disperazione assoluta. Da me hanno iniziato i lavori, ad agosto li hanno lasciati incompleti. Nel mio caso ho passato l'inverno senza riscaldamento perché appunto a settembre avrebbero dovuto montare la parte termoidraulica che purtroppo non è stata montata e tuttora mi trovo in questa situazione e nessuno mi dice cosa posso o cosa non posso fare. Ci sono tutti questi rinvii, ormai è dall'anno scorso che stiamo andando avanti. Chiedete tempi più stretti? Ecco, perché i termini vengono stretti un po' perché rimandare sempre e tenere in bilico tutta questa gente perché non possiamo finire i lavori, non si possono accedere a altri bonus perché ormai non esistono più. Gente che
senza serramenti, senza riscaldamento, a cappotti che stanno cadendo. Perché lei si pensi che una persona molto benestante può abitare in un attico e può avere la possibilità, se ha avuto il tempo, di entrare al 110 o al massimo al 90. Chi ha una semplice unifamiliare, una catapecchia, 15.000 euro di reddito, mi dica lei come potrebbe, tanto sappiamo che il 110 non è tutto gratuito, come farebbe una persona che ha 15.000 euro? Allora, chi ha le unifamiliari si considera un cittadino di serie B perché sono le uniche che sono state, gli unici cittadini che sono stati colpiti. E questo, secondo me, non so, ma potrebbe anche essere incostituzionale una scelta del genere. L'hanno fatta perché? Per difendere semplicemente i professionisti? Certo. Cioè, perché loro sicuramente qualche professionista benestante potrebbe dichiarare 15.000 euro di reddito annuo. Insomma, l'avete sentita l'esasperazione comunque dei cittadini che ora rimangono qui nel tribunale. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Daniela Sizzia. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Padova per il 17enne che era morto in scooter mentre era insieme al padre. La procura ha chiesto l'archiviazione. La morte di Simone Silvestri, il 17enne deceduto un anno fa mentre era in scooter con il padre a Limena, è stata una tragica fatalità. La procura di Padova ha chiesto l'archiviazione per l'incidente stradale costato la vita allo studente, inizialmente l'autista del camion che stava svoltando e il padre del giovane, che era alla guida dello scooter, erano stati indagati con l'accusa di omicidio stradale, ma le telecamere della videosorveglianza installate tra via Po e via Piero Bon, dove è avvenuto lo schianto, non sono riuscite a registrare l'esatto momento dell'impatto tra il camion e lo scooter, finito poi contro il guardrail, escludendo così le colpe. Mentre il papà è rimasto aggrappato al manubrio dello scooter, il ragazzo è stato sbalzato, finendo schiacciato tra il cassone del camion che stava svoltando e il guardrail. La tragedia era avvenuta il 24 giugno del 2022. Il papà stava accompagnando Simone in un'azienda di Limena dove doveva effettuare il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Si è accasciato in cella dopo una partita di calcetto nella palestra del carcere Due Palazzi. È morto così lunedì pomeriggio Danny Pruscino, 42 anni, marchigiano, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio del figlioletto Jason, nato il 9 maggio 2011, sparito per sempre tra il 24 e il 25 giugno. Il neonato è stato ucciso probabilmente dopo essere stato sbattuto contro un divano perché piangeva troppo e poi fatto sparire. Anche la madre è stata condannata a 18 anni per il delitto. L'uomo si è accasciato ed è morto in pochi minuti, forse a causa di un infarto. Voltiamo pagina, abbiamo parlato di turismo in montagna, ora parliamo di turismo nella nostra bellissima costa e lo facciamo insieme ad Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio del Mandamento di San Donà, e quindi Jesolo, Eraclea, Cavallino, le zone più belle del nostro litorale. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, l'anno scorso noi abbiamo passato l'estate, Presidente, a raccontare le difficoltà degli addetti ai lavori del turismo nel reperire forza lavoro personale da impiegare negli alberghi, nei ristoranti, nei villaggi, insomma tutto quello che è il mondo del turismo. Quest'anno come va? E le faccio questa domanda perché nei giorni scorsi sono arrivata la notizia proprio dal centro studi di FIPE Confcommercio Nazionale che sono aumentate di circa 7.000 unità rispetto all'anno scorso le assunzioni, soprattutto nel mondo della ristorazione proprio per il turismo. Sì, diciamo che gennaio e febbraio eravamo molto preoccupati perché effettivamente era difficile trovare forza lavoro. In questi ultimi periodi la cosa si è assestata, è migliorata la situazione e quindi siamo riusciti a sopperire a queste grandi difficoltà, perché vi assicuro che gennaio, febbraio e anche marzo eravamo un po' veramente terrorizzati del fatto di non avere forza lavoro sufficiente. Diciamo questo, che ci sono tanti ragazzi in meno perché ne nascono sempre di meno, le scuole alberghiere dimezzano il numero degli iscritti. La cosa che ci ha un po' aiutati nella nostra costa è che tanti alberghi hanno cominciato a fare camera a colazione e quindi liberando
questi collaboratori che poi hanno trovato lavoro probabilmente nel mondo della ristorazione, dove invece c'è un incremento notevole. Quindi diciamo che in qualche modo in questa catena che è il mondo del turismo c'è stato un aiuto che è arrivato dalle nuove decisioni degli alberghi. In qualche modo è questo che ha un attimo dato un po' di ossigeno a tutta la macchina. Questo ha aiutato anche questo, perché effettivamente ogni anno ci sono decine e decine di alberghi che proprio per la difficoltà a reperire personale si stanno trasformando da pensione completa a mezza pensione a camera e colazione, e quindi con meno necessità di cuochi e di camerieri. E questo però, questi hanno trovato lavoro soprattutto nel mondo della ristorazione e del terziario, riuscendo quindi a sopperire un po' quella che era la difficoltà iniziale. Altra grande difficoltà era dare alloggio a tutte queste migliaia, centinaia e migliaia di persone, ma la maggior parte della ristorazione e anche dei negozi tradizionali ha preso in affitto appartamenti, insomma ha cercato di trovare soluzioni decorose, buone, che diano il giusto conforto anche a questi ragazzi. Possiamo dire quindi, Presidente, che per quanto riguarda i lavoratori siamo a posto, o c'è sempre una carenza magari in qualche settore particolare che va più in sofferenza? Beh, ne mancano sempre, perché lei sa che dopo anche un primo periodo di apprendistato spesso o dall'una o dall'altra parte non c'è comunione di intenti, e quindi si ha sempre un turnover anche in piena stagione. Però senz'altro ne mancheranno anche adesso, però non è più la situazione allarmante di qualche mese fa, ecco. E chi sono questi neoassunti? Perché se da una parte mancano i giovani perché ne nascono sempre meno, quindi chi sono? Chi lavorerà? Al di là insomma di chi dagli hotel che hanno deciso di reinventarsi in qualche modo sono passati alla ristorazione, ma ci sono nuove figure adesso allora? Più che altro ci sono anche tanti stranieri che vengono a lavorare in Italia. Quindi sul settore della ristorazione troviamo parecchi ragazzi comunitari ed extracomunitari che magari l'hanno già fatto in passato, che già sono venuti gli anni scorsi da noi e con tanta buona volontà e con voglia di fare stanno imparando questo mestiere che pur essendo limitato nel tempo, perché sono i 5-6 mesi di stagione, però può essere gratificante anche per lo stipendio che effettivamente si prende. Ecco, quindi mi viene da chiederle, si parla spesso di immigrazione, come ci è stato detto anche da altri rappresentanti del mondo economico, una migrazione ben organizzata con dei flussi che vadano anche a rispondere a quelle che sono le esigenze poi del mondo economico, imprenditoriale del territorio, sono in questo momento forse l'unica risposta per chi fa impresa? Sono totalmente indispensabili. Senza questa forza lavoro l'Italia, perché non solo il settore del commercio e del terziario, non solo il mondo del ricettivo, ma tutte le imprese, dagli artigiani agli industriali e all'agricoltura, senza questa forza lavoro il paese Italia probabilmente avrebbe delle difficoltà enormi o addirittura andrebbe in recessione. Servirebbe un maggiore dialogo con il mondo economico per capire quelle che sono anche le necessità di cui si è bisogno, perché altrimenti rischiamo davvero di avere delle aziende che faticano ad andare avanti. Abbiamo parlato spesso con imprenditori che avevano le commesse ma non riuscivano ad evadere proprio perché mancava la forza lavoro che potesse far fronte a questo carico. Diciamo che qualche volta soprattutto per gli extracomunitari ci danno dei quantitativi che sono totalmente insufficienti per le nostre esigenze. Ci sono lavoratori sulla ristorazione che mi viene in mente quelli del Bangladesh, che sono veramente dotati, molto bravi, e che a volte fatichiamo a trovare ed assumere solo perché finiscono i numeri che il Ministero ci mette a disposizione, e questo è grave perché crea veramente una diseconomia per tutto il paese.
E questa inversione di tendenza rispetto all'anno scorso, quindi questo aumento di personale assunto, come dobbiamo leggere? Cioè, qual è stata la chiave di volta che ha fatto cambiare così repentinamente l'andamento della situazione? Perché non credo che sia solo legato al fatto che alcuni hotel hanno rivisto la loro organizzazione. Che cosa è successo? Si è tornati a capire quanto anche il mondo della ristorazione e del turismo sia importante? Sì, indubbiamente sì, e soprattutto ci si rende conto dopo una campagna denigratoria dove diceva che noi non avevamo bisogno di collaboratori ma di schiavi, finalmente qualcuno ha capito che l'esempio negativo c'è, la persona che si comporta in maniera scorretta c'è, va isolata e va condannata. Ma hanno capito che nella stragrande maggioranza dei casi possono avere degli ottimi stipendi, possono avere un alloggio decoroso e quindi possono veramente trovare gratificazione per adesso e anche per il futuro. Quindi tanti si orientano in questo mondo, anche perché vi assicuro che fare il collaboratore, fare nelle nostre spiagge è veramente gratificante. Io vedo i lavoratori nostri che abbiamo qui al pomeriggio vanno in spiaggia, di sera si divertono, quindi non è soltanto uno sfruttamento davanti a una macchina dove resti là per ore e ore e ore. Qui hai una varietà di impieghi e un rapporto e un dialogo con i clienti che fanno sì che tu vivi il periodo della stagione. Quindi non sei assolutamente un schiavo, ma sei una persona che può veramente pensare che questo può essere il futuro, il suo futuro e il futuro della sua attività. Presidente, che previsioni ci sono per quest'estate 2023 sul nostro litorale? Diciamo che le previsioni e tutti i benchmark ci danno la tendenza in salita e probabilmente, se tutto va bene, supereremo la soglia del 2019, che è stato un anno famoso da incorniciare. Probabilmente il 23 supererà il 19. Quindi si torna ai livelli pre-pandemia, che è un po' quell'obiettivo che sembrava lontano, si supereranno, che sembrava lontanissimo quando c'è stata la ripresa nel post-pandemia, invece ci stiamo ritornando, anche grazie poi al turismo straniero che sta ritornando una volta tolte tutte le barriere dovute naturalmente alla pandemia. Sì, gli stranieri stanno ritornando e superano il 50% sulle nostre località e veramente ci gratificano. Probabilmente trovano anche, non vorrei parlare della concorrenza, ma le coste della Croazia, che erano molto attraenti perché erano attrattive anche per il prezzo, adesso che anche loro sono nella comunità europea, hanno dovuto adeguare i costi del personale, i costi delle materie prime ai nostri. Quindi non abbiamo più quella concorrenza sfrenata, ma anzi in certi casi costiamo meno noi di loro e questo ci aiuta molto. Negli anni scorsi, sto parlando degli ultimi anni, quelli del post-pandemia, c'era una difficoltà da parte degli albergatori soprattutto nel dover modulare le tariffe in base a quelli che erano gli aumenti, a questa oscillazione di prezzi, pensiamo soprattutto all'energia elettrica e al gas legati poi anche alla guerra in Ucraina. Questa situazione si è stabilizzata, nel senso che anche per gli albergatori è più semplice dare un tariffario e quindi anche organizzare il proprio lavoro? No, questa è veramente una pecca enorme. L'energia elettrica e il gas sono scesi di prezzo ed erano la giustificazione per i nostri fornitori per dire i prezzi sono aumentati. È diminuito il gas, è diminuita l'energia elettrica, i costi di produzione sono diminuiti, ma i fornitori effettivamente non hanno abbassato di un centesimo le tariffe che ci hanno applicato l'anno scorso. Quindi probabilmente in questo momento la speculazione è ancora molto forte. Presidente, io la ringrazio tantissimo per il suo intervento, insomma ci ha dato dati confortanti per quest'estate 2023, speriamo poi che a fine stagione si possa davvero fare un bilancio con numeri maggiori rispetto al 2019, che è poi l'anno di riferimento per voi operatori.
Grazie davvero Presidente, torneremo allora a aggiornarci per un bilancio di fine stagione. Grazie davvero ad Angelo Faloppa, Presidente Confcommercio. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie. E questo insomma, grazie davvero, questo insomma dati confortanti, ma d'altronde basta vedere le code che si registrano ormai da un paio di settimane nei weekend per raggiungere proprio la nostra costa. Sta ad indicare come l'estate 2023 possa essere davvero l'estate della ripresa nel vero senso della parola, e quindi addirittura, ha detto il Presidente, con numeri superiori al 2019, l'anno prima dell'inizio della pandemia da Covid. Torniamo alla cronaca e torniamo a parlare della vicenda di Anika, la donna trovata senza vita nelle acque della Piave a Spresiano. Siamo in provincia di Treviso. Franco Battaggia davanti al PM si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini però vanno avanti. Nessun dettaglio, nessun chiarimento. Franco Battaggia, l'unico indagato al momento per la morte di Anika Panfile, ha scelto la linea del silenzio davanti al PM Valeria Peruzzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Questo l'esito dell'interrogatorio che si è svolto in procura nel pomeriggio, giusto il tempo di formalizzare la strategia difensiva accanto alle proprie avvocate, che nei giorni scorsi hanno assistito anche ai rilievi del RIS di Parma, con gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso impegnati nell'abitazione di via Europa d'Arcade, villetta tuttora sotto sequestro e dalla quale i militari nella giornata di venerdì sono usciti con 2 sacchetti di carta contenenti 4 telefoni cellulari, una chiavetta pendrive, il disco fisso di un personal computer e un portatile, materiale su cui nei prossimi giorni si faranno degli esami tecnici. Lo stesso tenente colonnello Giovanni Mura, che del nucleo investigativo è il comandante, era presente all'appuntamento in procura. Massimo il riservo. Battaggia in tribunale ha scelto il basso profilo, entrando probabilmente da qualche ingresso laterale e uscendo poco dopo le 4 del pomeriggio. Le indagini vanno comunque avanti. Nei suoi confronti si procede per le ipotesi di reato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, anche se sul 76enne, ex Primula Rossa e già condannato per un omicidio negli anni 80, non è stata adottata alcuna misura restrittiva della libertà personale. Resta quindi il mistero sulle ultime ore di vita di Anika, che gli inquirenti sospettano si siano consumate il 18 maggio all'interno della casa di Battaggia, con il telefonino della donna che a partire dalle 16:30 risultava spento, solo 3 giorni dopo il ritrovamento del cadavere sul greto del Piave a Spresiano. Battaggia nell'immediatezza aveva riferito di essere andato a prendere la donna alla fine del turno di lavoro all'Isdra di Treviso e di averla poi portata ad Arcade nella sua abitazione per consegnarle della documentazione fiscale e di lì in centro paese. Qui Anika, secondo la versione del 76enne, doveva incontrare una terza persona, chi, come e perché Battaggia aveva dichiarato di non saperlo. Da una settimana l'uomo è formalmente indagato con la procura, che ha sottolineato come ci siano troppe incongruenze nel suo racconto, incongruenze che al momento restano tali. Violentata a 89 anni nel garage della sua abitazione, la donna è stata dimessa dall'ospedale e continua nel Bassanese la caccia all'uomo. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel suo appartamento. L'anziana, che pochi giorni fa è stata aggredita nel garage della sua abitazione. Ha implorato il suo assalitore di lasciarla andare, ma per la donna nessuna pietà. È stata violentata a 89 anni nel suo garage di casa. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di pelle scura, a volto coperto, si sarebbe intrufolato nel box del palazzo e avrebbe minacciato la donna con un coltello. L'anziana, inizialmente pensando a un tentativo di rapina, per lo shock sarebbe rimasta completamente immobilizzata, senza riuscire a reagire, e da qui l'inizio dell'incubo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna inerme sdraiata sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione si è recata al pronto soccorso, raccontando a medici e infermieri il terribile accaduto. Verificata l'aggressione attraverso il cosiddetto kit stupro, che consente di raccogliere e conservare le prove di un reato sessuale, dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. L'89enne, dopo essere stata dimessa, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Continua la caccia all'uomo.
In casa ritrovato un residuato bellico e scoperta pure una fuga di gas. Paura ieri a Spinea in via Goldoni. Fortunatamente l'ordigno era una riproduzione, a scoprirlo nel pomeriggio gli artificieri di Padova. Una granata ritrovata questa mattina facendo le pulizie, associata poi alla scoperta successiva di una fuga di gas. Paura questa mattina qui al civico 8 di via Goldoni a Spinea. Alle 9 del mattino a chiamare i carabinieri e allertati i vigili del fuoco la proprietaria della villetta, la signora Lorena, ricordatasi dell'ordigno bellico conservato da lei e dal marito per 40 anni e di cui ne aveva completamente dimenticato l'esistenza, fino a questa mattina, quando, recatasi al magazzino degli attrezzi che si trova sul retro della villetta, spolverando, racconta, lo ha visto lì, chiuso in una teca. Da qui il ricordo a ritroso di quando, ventenne, insieme al marito, lo ricevette come regalo da un oste dopo un pranzo lungo le foci del Piave. E sebbene all'epoca le rassicurazioni sul fatto che la granata fosse inoffensiva l'avessero convinta, oggi, alla vista di quell'ordigno, il pensiero è corso subito verso il figlio 35enne che vive con lei, ricordando il fatto di cronaca di quanto accaduto ai primi del mese corrente a Gallio, con la morte del coetaneo del figlio, Riccardo Baù, ucciso proprio da un residuato bellico in seguito all'esplosione avvenuta nel cantiere dell'abitazione di famiglia. Quindi la decisione di accertarsi dell'inoffensività o meno della bomba, come se non bastasse la scoperta dei vigili del fuoco solo stamane della perdita di gas, subito riparata. Immediato il tam tam tra i vicini di casa. Adesso siamo molto preoccupati. Lui poteva scoppiare da un momento all'altro, però... No, è che qui è un posto di cacciatori, sono pieni di armi, questi qua è un posto da molto mica tanto, così è pericoloso. A parte che potrebbe essere inerte e non funzionante dagli anni che si ha. Comunque sono cose che capitano. Alla fine, l'arrivo nel pomeriggio degli artificieri dell'8° reggimento Genio Guastatori di Legnaro ha letteralmente fatto tirare a tutti un respiro di grande sollievo. L'ordigno è un falso d'autore, una riproduzione senza esplosivo. Ieri pomeriggio a Roncade i funerali di Gastone Feltrin, il 65enne ucciso dal cavo perso dal cognato lungo la Treviso Mare. Folla commossa per l'addio e le parole del parroco di Vaglio per il parente ancora sconvolto. Gli alpini, i ragazzi del Trodetto, delle Sagre, la piccola chiesa di Vaglio di Roncade non è riuscita a contenere la miriade di amici e conoscenti giunti per l'ultimo saluto a Gastone Feltrin, lo sfortunato 65enne rimasto ferito mortalmente da un cavo usato in agricoltura, perso pochi minuti prima dal cognato, il marito della sorella Andrea Piovesan. Cavo che si è staccato da una macchina legatrice, finito sulla Treviso Mare, è divenuto una trappola mortale per Feltrin, strangolato mentre viaggiava in sella alla sua Harley Davidson. In questo momento terribile, padre Pier Francesco ha voluto rivolgere delle parole d'affetto anche al cognato. Aiutalo, Signore, sostienilo in quel grande dolore che anche lui sta sperimentando. Lo stesso cognato è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, nonostante la difesa punti tutto sulla drammatica coincidenza, una tragica fatalità che ha sconvolto tutti i familiari, gli operai della sua ditta e l'intero paese. Potremmo stare qui giorni e notti a domandarci il perché di questa morte, ma no, non riusciremo mai a trovare una risposta, a dare un senso a questa morte. Fuori nel piazzale della chiesa dei tendoni hanno riparato dal sole i numerosi partecipanti che non volevano mancare, come padre Pier Francesco, responsabile delle missioni del PIME, giunto appositamente per celebrare il funerale, che con la voce rotta dall'emozione ha parlato a lungo dell'amico Gastone. Gastone è stato un signore in tutto quello che ha fatto, in ogni modo che ha vissuto. Ecco, se c'è un'immagine che descrive ma non dice appieno chi era tuo papà Alex, tuo marito Anto, il tuo compagno di lavoro Renato, è questa qua, un signore, un qualcuno che aveva un qualcosa di straordinario dentro. Un uomo che teneva unita la famiglia, stimato da tutta la comunità.
Uomo equilibrato, sensibile, calmo, generoso, altruista. Gastone, grazie per aver condiviso con noi i tuoi 65 anni di vita. Grazie per la tua compagnia. Ed è pesante il bilancio degli incidenti sulle strade della Marca. Secondo il dossier elaborato dal Centro di Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia di Treviso, 1/3 delle vittime ha meno di 30 anni. Nei primi 6 mesi di quest'anno sono morte nelle strade della Marca 31 persone, 1283 sono le persone che hanno subito lesioni a causa di un incidente. Tanti sono i giovani, 11 ragazzi sono morti negli ultimi mesi a causa di un incidente. I dati sono raccolti e inviati alle prefetture dalle forze dell'ordine in collaborazione con le polizie locali. Fotografano una realtà drammatica. Sempre più giovani muoiono al volante e sempre più spesso gli incidenti sono causati da sbandate o fuoriuscite autonome. Un andamento allarmante lo conferma anche Roberto Fava, consigliere provinciale con delega alla sicurezza stradale, nonostante la campagna integrata nelle scuole di sensibilizzazione alla guida sicura. Per certi versi è anche un po' inspiegabile questa situazione, perché insomma, a livello infrastrutturale sono stati fatti dagli anni 90 in avanti sono stati fatti dei passi enormi con l'introduzione di una quantità incredibile di rotonde che hanno evitato quegli incroci a raso che in quegli anni erano il principale motivo di incidente stradale con effetti molto devastanti. Oltre 130 sono i cantieri aperti, 50 i milioni messi sul piatto per progetti cofinanziati con i comuni. Diversi i dati elaborati dal Centro Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia di Treviso. Oltre al dato sull'età, i giovani under 30 tra le principali vittime e sulle dinamiche, la fascia oraria in cui è registrato l'apice della mortalità è tra le 16 e le 19, i giorni della settimana, il sabato e la domenica. Ormai è diventato, ripeto, un appello all'attenzione, un appello al comportamento umano corretto, perché veramente il tema scolastico, il tema dell'insegnamento a tutti i livelli scolastici è un tema che noi porteremo avanti alla nausea, all'infinito. Saluto, lo ringrazio per essere con noi, grazie al Presidente della Cooperativa Adriatica di Scardovari, Angelo Stoppa. Grazie Presidente per essere con noi, buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Perché c'è un problema, c'è un allarme per i pescatori per quanto riguarda le vongole in particolare, anzi sono due i pericoli, il granchio blu e la macroalga. Ne parliamo tra pochissimo, prima però Presidente le chiedo un attimo di pazienza, ho il meteo, la pubblicità e poi subito da lei perché possa raccontarci quello che sta accadendo, tra pochissimo. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, sole e afa in aumento. È la prima vera ondata di caldo della stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 20 giugno. Sul Veneto bel tempo con tanto sole, spazi di sereno e solo qualche modesto addensamento, specie in montagna, dove non si escludono alcuni locali fenomeni nelle ore pomeridiane. Temperature, come detto, in aumento e sopra la media del periodo, minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi o al massimo velato, ma comunque non sono attese piogge. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà abbastanza soleggiato e le nubi rimarranno generalmente innocue. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.
Rieccoci in diretta, saluto nuovamente Angelo Stoppa, presidente della cooperativa adriatica di Scardovari. Buongiorno nuovamente presidente, di nuovo grazie per essere con noi. C'è una situazione, una doppia concomitanza di eventi che vi sta preoccupando. Da un lato la macroalga alla quale si aggiunge il granchio blu. Tutto questo, va detto, in qualche modo collegato alla pesante siccità vissuta nei mesi scorsi, come se non ci fosse mai fine. Sì, praticamente questa macroalga sta invadendo proprio le nostre lagune e non ci dà la possibilità di pescare, anzi il nostro prodotto è molto in sofferenza. E quindi non riusciamo nemmeno con una raccolta che facciamo, tutti i pescatori vanno a raccogliere questa macroalga e non riusciamo ad ottenere nessun risultato perché questa ha una riproduzione immensa. Si figuri che questa macroalga aumenta del 25% al giorno in condizioni ottimali come queste, diciamo, di caldo e di situazione meteorologica giusta, aumenta del 25%, quindi non riusciamo ad ottenere nessun risultato anche con una raccolta di tutti i pescatori di quest'alga. Poi in più abbiamo quest'altro flagello che ci ha invaso le lagune, che è questo granchio blu, che è una specie che divora di tutto, quindi sta divorando tutta la nostra semina, tutto il nostro raccolto, come si può vedere da queste immagini, mangia di tutto e ritroviamo distese di terreni dove noi coltiviamo completamente divorati da questo granchio. Quindi siamo non preoccupati, di più abbiamo chiesto incontri sia da parte del consorzio, del presidente Marchesini al prefetto, alle istituzioni regionali per trovare una soluzione a questo problema, che non sappiamo nemmeno noi come fare per arginare questa piaga. Perché da una parte l'alga, dall'altra il granchio blu, che naturalmente non è autoctono ma arriva da altre zone, stanno divorando quelle che sono poi le vongole che voi dovreste pescare, quindi vi ritrovate praticamente con tutto mangiato. Abbiamo visto nelle immagini le vongole vuote, senza il frutto. Sì, praticamente questa specie, il granchio piccolo, mangia le vongoline piccole, il granchio grande mangia quelle grosse. Noi ci ritroviamo proprio ad essere invasi da questa specie e non riusciamo a trovare rimedio, che non è il fatto di pescarli, di provare a catturarli, però hanno una riproduzione enorme, perché si figuri che una femmina che depone le uova di questa specie ne fa 2-3 mila all'anno, quindi un'invasione, ogni femmina 2-3 mila. Non so se riusciamo ad arginare in alcune zone, non in Italia, ma parlavo con un nostro fornitore francese, ma anche con amici americani, non sono riusciti ad arginare questa specie e hanno dovuto tralasciare proprio il mestiere, perché questi divorano di tutto, quindi non sono riusciti a sconfiggere questa specie. Adesso vedremo cosa si può fare. No? Certo non è incoraggiante quello che è stato detto dal collega francese, ma Presidente, io prima in introduzione ho detto che il tutto è collegato alla siccità, nel senso che la siccità in che modo ha influito per quanto vi riguarda e in che modo poi ha determinato questi due flagelli, come lei li ha chiamati? Non dimentichiamo che il 2022 è stato l'anno più caldo in assoluto e quindi queste nostre lagune, che sono sacche un po' che hanno contatto con il mare, ma sono pur sempre sacche, e si ritrovano a non avere un ricircolo d'acqua sufficiente, anche perché grossi interventi strutturali e anni che non se ne fanno, e quindi noi denunciamo anche questo,
perché noi abbiamo bisogno di canalizzare le nostre lagune, di fare dei canali dove l'acqua possa scorrere velocemente, perché sia la macroalga che anche il granchio blu preferiscono le acque stagnanti, quindi se noi riusciamo a canalizzare le nostre sacche, le nostre lagune, probabilmente ne avremo lo stesso, ma molte meno, perché noi, come spero e ben sapete, siamo i detentori, come si può vedere, della cozza DOP di Scardovari, unico marchio in Italia, che però rischiamo di avere, che ci resti solo il marchio, perché con queste specie rischiamo proprio di perdere il prodotto. Questi mangiano di tutto, mangiano le cozze, le vongole, non sappiamo nemmeno noi come arginare questa questione, tranne che appunto chiedere aiuto per fare dei lavori strutturali, quindi canalizzare le nostre lagune e sperare che questi lavori portino un risultato positivo. Certo, per i lavori ci vuole tempo, quindi nell'immediato cosa si può fare? Che soluzioni ci sono sul tavolo, Presidente? Se ci sono. Adesso noi per la macroalga abbiamo anche appena acquistato una macchina raccogli alghe, proprio come consorzio cooperative, per tentare di fare una raccolta molto, molto massiccia e quindi arginare questa riproduzione per quanto riguarda la macroalga. Per quanto riguarda il granchio killer, noi lo chiamiamo, abbiamo coinvolto molti pescatori che hanno delle nasse apposite dove tentino di catturare queste specie. Abbiamo già fatto alcune prove e il lavoro si può fare, quindi adesso stiamo provando di tutto. Certo che con i livelli di riproduzione che hanno questi granchi, sì, è un'impresa ardua, immagino. Sì, è un'impresa ardua e anche i nostri cugini ferraresi che hanno lo stesso nostro problema, anche loro usano quest'arma della cattura, perché questa specie di granchio non ha un suo predatore naturale per cui è a rischio, non è a rischio, perché è lui il predatore principale, quindi bisogna tentare di fare una cattura selettiva, specialmente dei piccoli, catturare tutti i piccoli e tentare che ogni giorno fare queste catture sperando di arginare questa piaga. Ma qual è la situazione in questo momento? Cioè, di che percentuali di calo possiamo avere, Presidente? È possibile già quantificare quelle che sono le perdite che state registrando? È possibile, sì, perché noi abbiamo filmati e foto fatti circa un mese fa in alcune zone che noi teniamo chiuse la pesca, e siamo andati qualche giorno fa e non abbiamo trovato nulla. Ecco, questa è una foto che mostra benissimo cosa abbiamo trovato dopo un mese in una zona dove noi avevamo coltivata, tenuta chiusa la pesca, e quindi per tentare di fare una riproduzione della vongola in alcuni momenti dell'anno. E abbiamo trovato, ecco, questo era il prima del granchio e questo qua è il dopo, quindi si vede benissimo il danno che abbiamo subito. È incalcolabile, secondo noi, è incalcolabile. Perché avere delle zone con tutta questa semina, che poi la semina che si vede lì nelle foto ha una crescita più o meno di 7, 8, 10 volte rispetto a quelle che troviamo adesso, e quindi è incalcolabile il danno che può aver fatto questo granchio.
Presidente, sappiamo che di fronte a situazioni del genere poi regna la speculazione, quindi immaginiamo come poi i prezzi finali per chi dovesse andare al mercato o in un negozio ad acquistare vongole, possiamo solo immaginare come schizzeranno i prezzi. Cioè è una catena poi mortale questa. Sì, schizzano i prezzi della semina, schizzano i prezzi della vongola commerciabile, quindi mangiabile, quindi è tutto una conseguenza perché il prodotto, lei pensi che noi facevamo 4-5 mila quintali al mese, adesso siamo ridotti a farne 3.000 perché non riusciamo ad avere il prodotto finito, perché il granchio lo divora prima, perché la macroalga non ci fa pescare in alcune zone, perché dove c'è la macroalga non riusciamo a pescare. Noi abbiamo attrezzi di tutti i tipi, però con questa macroalga, 1 metro di macroalga sopra alla vongola noi non riusciamo a pescarla, e quindi adesso siamo terrorizzati perché questa settimana prevedono un caldo torrido, un anticiclone che sta entrando con temperature altissime, e quindi siamo preoccupatissimi per il nostro prodotto, perché quello che non ci ha mangiato il granchio probabilmente muore sotto la macroalga, quindi non so, sono molto preoccupato. Mi ha colpito quello che le ha detto questo collega francese, che le ha detto molti sono stati costretti a cambiare lavoro, quindi c'è un serio rischio per i posti di lavoro. Sì, è questo che mi preoccupa moltissimo, perché io sono il presidente di una cooperativa di 250 soci, ma sono anche nel consorzio dove abbiamo 1500 pescatori, dove il nostro comune è pressoché basato tutto sulla pesca, e quindi figuri se questo dovesse accadere è un comune rovinato economicamente. Perché poi dietro ci sono le famiglie, c'è tutto un indotto che rischia davvero di rimanere in ginocchio. Poi lei ha detto c'è un intero comune che vive della pesca, quindi credo che non serva aggiungere altro per inquadrare la portata di questo problema, di questo fenomeno. Certo, perché siamo un comune di circa 10.000 abitanti, che abbiamo 1500 pescatori, ma senza l'indotto, perché ogni cooperativa poi ha i suoi impiegati, abbiamo gli autisti, e quindi abbiamo 2000 persone che lavorano nel settore, e quindi circa 1/2 per famiglia che lavorano nel settore pesca, quindi si figuri se manca questo, il nostro comune penso può chiudere le porte. Aspettate quindi delle risposte dalle istituzioni alle quali vi siete rivolti per capire cosa fare. Avete anche chiesto in questi colloqui delle risorse, qualcosa per andare avanti, i cosiddetti ristori di cui vi ho sentito tanto parlare negli anni scorsi in epoca pandemica, cioè oltre alle soluzioni anche qualcosa per sopravvivere, visto la portata del fenomeno? Ma più che ristori per sopravvivere, noi abbiamo chiesto che ci diano una mano per trovare il modo per smaltire queste due piaghe, quindi perché poi questi qua devono essere catturati, devono essere smaltiti, perché c'è tutta una conseguenza, non è che le alghe si smaltiscono da sole e il granchio si devono smaltire, quindi aiuti, ma non alle famiglie per sopravvivere, per smaltire questi prodotti che purtroppo hanno un costo anche a smaltirli, quindi perché è un rifiuto di classe 3, va smaltito con una ditta speciale, c'è tutta una catena dietro anche per la cattura e per lo smaltimento di questo granchio e questa alga. Quindi più che altro un aiuto
da questo punto di vista. E sono costi che sostiene chi, Presidente? Lo smaltimento? Attualmente questi costi sono a carico del consorzio e quindi a carico di tutti i pescatori che al mattino vanno a raccogliere la quota e una parte della loro quota la destinano per smaltimento, per le alghe, per il granchio, quindi uno che prende 100 euro al mattino sa che ne ha 20 da destinare per questi problemi, insomma. Sì, oltre al danno alla beffa in qualche modo, possiamo dirla così, perché vengono meno le entrate dalla vendita poi del prodotto perché non ce n'è, e in più bisogna anche pagare per smaltire quello che si cerca di recuperare per migliorare la situazione. Un cane che si morde la coda. Certo. Lei ha detto giusto. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo perché ci ha aperto un mondo forse i più sconosciuti, soprattutto per chi va poi a comprare e vede, torniamo al discorso dei prezzi alle stelle, ma dietro c'è una situazione davvero drammatica per questi due flagelli. La parola credo che sia più che corretta, più che azzeccata per descrivere quello che state affrontando. Noi restiamo a disposizione se dovessero esserci delle novità, degli sviluppi per raccontarli, e torneremo ad aggiornarci, Presidente, per capire come sta andando avanti la situazione, sperando che la macroalga da una parte e il granchio blu dall'altra abbandonino le nostre acque, che ci sia insomma un cambiamento che possa facilitarvi in tal senso. Grazie davvero, in bocca al lupo, Presidente. Grazie. Io vi ringrazio, crepi il lupo, e vi aspettiamo se volete venire a trovarci per documentare questi problemi. Molto volentieri. Grazie ad Angelo Stoppa, Presidente della Cooperativa Adriatica di Scardovari. Buon lavoro, Direttore, Presidente, grazie mille. Grazie Presidente. Insomma, questa situazione è drammatica, di poco drammatica, perché manca il prodotto e ci sono dei posti di lavoro, un intero comune, diceva per semplificare, ma credo che l'esempio sia più che puntuale, quella che è la situazione che stanno vivendo gli addetti ai lavori, i pescatori, ma proprio tutto l'indotto che sta dietro a questa attività, e quindi insomma una situazione che aspetta quanto prima delle risposte. Una notizia di cronaca che arriva dal Bellunese, che leggo dal sito del Gazzettino, gazzettino.it: accoltellamento a Belluno, lite, poi spunta la lama, 36enne accusato di tentato omicidio, cerca di separare due persone che stavano accapigliandosi e resta ferito da una coltellata. Poteva finire molto peggio per un 60enne straniero che nella notte tra sabato e domenica in piazza Martiri ha cercato di dividere due persone che stavano litigando con toni sempre più accesi e per motivi ancora tutti da chiarire. L'operazione però non è andata a buon fine, anzi uno dei due contendenti, un 36enne di origini siciliane ma residente a Treviso, ha estratto un coltellino di quelli tipo svizzero, accoltellando l'uomo. Ora l'aggressore dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Per lui il pubblico ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere. La vittima, e questa è una buona notizia, non è in pericolo di vita. Controlli dei carabinieri nei cantieri edili della provincia di Vicenza, elevate sanzioni per oltre 170.000 euro. 15 persone denunciate, 5 società edili sospese, scoperti 4 lavoratori in nero e sanzioni per oltre 170.000 euro. I numeri in sintesi dell'ultima operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza nell'ambito dei controlli dei cantieri edilizi. Prosegue in provincia di Vicenza l'azione preventiva di controllo del rispetto delle normative, a seguito anche dall'aumento dell'attività nel settore, grazie anche agli incentivi del 110% erogati per le ristrutturazioni. Controllati in particolare 9 società e 4 cantieri nei comuni di Lonigo, Caltrano e Valbrenta. L'attività di 5 società è stata sospesa a causa delle gravi inadempienze alla sicurezza e per il lavoro nero. Denunciati 9 tra imprenditori edili, delegati e professionisti e 6 lavoratori per il mancato uso dei dispositivi di protezione. Attacco hacker alla Blauterm, l'azienda di Francesco Peghine, candidato sindaco del centro-destra alle ultime elezioni e neopresidente del Calcio Padova, è finita nella rete dei pirati informatici che nelle scorse ore hanno mandato in tilt il sistema, rendendo quindi inutilizzabili quasi tutte le postazioni informatiche e gran parte dei macchinari. Ad accorgersene sono stati alcuni dipendenti presenti in azienda.
Neghin conferma il grave problema informatico e spiega che i tecnici stanno lavorando per capire l'entità dei danni e provare a ripristinare la situazione. È il primo attacco hacker che l'azienda di verniciature ha subito negli anni. Non si esclude nemmeno un possibile tentativo di estorsione da parte dei pirati informatici. Nuovo episodio di violenza, questa volta verbale, ai danni di un autista della MOM, l'azienda di trasporti della marca trevigiana. Questa volta è accaduto nella corsa speciale che da Castelfranco porta al mare. L'episodio, reso noto soltanto ieri, in realtà risale al 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, corriera speciale che porta verso il mare. Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo quando a Castelfranco sale un gruppo di ragazzini di etnia marocchina. Esordiscono con musica a tutto volume fino a rendere il viaggio degli altri passeggeri sempre più molesto, finché l'autista, una donna di 47 anni, da diversi anni in servizio per l'azienda di trasporto pubblico MOM, non si ferma per farli smettere. Riparte il viaggio all'altezza di Caposile. Il gruppetto, dopo aver ripetutamente offeso la donna, aziona il dispositivo che regola l'apertura delle porte di sicurezza. Hanno fatto i bulli, lei è stata brava perché li ha gestiti bene, prima richiamandoli, no? E poi loro sono scesi a Jesolo. Questo era un articolato, quello lungo 18 metri, ci sono dei dispositivi che si possono aprire le porte in caso di sinistro. Erano quasi arrivati alla fermata, loro l'hanno aperta e sono usciti. Esiste un percorso di formazione per gli autisti. Chi guida un mezzo è preparato a gestire situazioni di questo tipo. L'autista ha anche informato le forze dell'ordine. Se fosse stato qualcuno con testa calda probabilmente succedeva qualcosa. Questa è una autista che ha gestito bene la situazione e li ha portati dove doveva portarli, senza creare pericolo anche per gli altri. Quello delle baby gang è sicuramente un fenomeno in aumento, conferma Colladon, ma sono presenti in tutti gli ambienti, certo non soltanto sui mezzi pubblici. Sicuramente è un disturbo come può succedere magari in altre situazioni, ma se un bravo autista come quella che era incaricata quel giorno l'ha gestito nel modo giusto. Era una donna e quindi questi qua ne hanno approfittato. Però lei è stata più intelligente di loro. Violenza sul web dopo l'incidente mortale provocato a Roma da una sfida tra youtuber. Il sottosegretario alla giustizia Ostellari pensa ad inasprire le pene per chi istiga alla violenza. Inasprire le pene per chi istiga al compimento di atti o sfide pericolose per la salute propria e altrui è la proposta del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo i gravi fatti di Roma, dove un bimbo di 5 anni è rimasto vittima di un incidente stradale provocato da alcuni ragazzi che si stavano sfidando in una gara di auto lanciata attraverso i social. Il DDL per il contrasto delle baby gang proposto dalla Lega è già in discussione in Commissione Giustizia al Senato e prevede già nel suo testo sanzioni contro chi pubblica video dai contenuti violenti, ma il sottosegretario Ostellari pensa ad un'estensione dei provvedimenti. La Lega ha depositato un testo al Senato e oggi è in lavorazione presso la competente Commissione Giustizia. In questo testo, pensato originariamente solo per il fenomeno di contrasto alle baby gang, c'è una particolare disposizione che mira a contrastare quel fenomeno, purtroppo oggi troppo di moda, che è rappresentato da tutte quelle condotte volte alla ripresa degli atti di violenza compiuti magari da giovani o meno giovani e poi ripresi, diffusi attraverso l'uso dei social. Oggi si sta pensando di utilizzare, di riprendere questa stessa norma e ampliarla anche per coloro che giovani non sono più. Evidentemente questo serve ancora e soprattutto adesso. 24 trapianti di rene nel 2022, già 12 quelli effettuati nel 2023 al Cafoncello di Treviso. L'azienda sanitaria ha ospitato l'appello alla donazione di Eddie Cescato in dialisi da tempo e l'evento da lui organizzato per raccogliere fondi per la nefrologia. Io sono in dialisi a Castelfranco, sono seguito dall'equipe del dottor Abate Russo, i meravigliosi collaboratori, da ormai 6-7 anni.
e la luce per me sarà sicuramente il trapianto. Una vita non facile, come dice lui, con alti e bassi. Eppure Eddie Cescato, in dialisi da alcuni anni, ha trovato la forza di organizzare una manifestazione anche divertente. Si terrà il 25 giugno sul Montello, a Spasso per la Salute, un percorso di quasi 2,5 km con partenza da Santa Maria della Vittoria. Consentirà di raccogliere fondi per la nefrologia di Treviso, evento che ha ottenuto il patrocinio del comune di Volpago del Montello. È importante che ognuno di noi decida cosa fare post mortem, nel senso che decidiamolo prima, così siamo sicuri che ognuno può contribuire ad aiutare il prossimo, insomma, ecco. Una scelta, quella di donare i propri organi, che è possibile fare anche al momento di emissione della carta di identità. Nel 2022 i pazienti in emodialisi all'ULSS 2 sono stati 247, 24 i trapianti di rene sempre nel 2022, 12 quelli già eseguiti nel 2023. Andiamo a incentivare un'unità operativa che sta lavorando molto bene, in particolare sulle donazioni e donazioni per i trapianti. Quest'anno noi vorremmo arrivare almeno a 40 trapianti tra vivente, donatore vivente e non vivente, perché credo che questo serva per dare una risposta a tante richieste che il centro trapianti regionale e nazionale ha, e grazie al contributo appunto del centro trapianti noi riusciamo a portare avanti questo importante risultato. Riflettori puntati sul Tribunale della Pedemontana, unito il territorio per la sua apertura, ma c'è chi rema contro. Tribunale della Pedemontana, un intero territorio compatto per vedere la sua realizzazione. Da Roma stanno arrivando notizie che fanno ben sperare, ma c'è una frangia di contrari, rappresentanti degli ordini, degli avvocati vicentini, padovani e trevigiani, che starebbero remando contro. Il consigliere bassanese Gianluca Pietrosante non ci sta. Sinceramente non capisco una parte, perché non tutti, degli ordini professionali, degli avvocati, insomma, siano contro in maniera, se vogliamo dire, proprio veemente contro la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Io dico solo che questa riapertura parte dal basso, quindi sinceramente non capiamo, non capisco anche da cittadino prima che da consigliere comunale tutta questa veemenza contro la possibile riapertura. Tra le motivazioni che avrebbero avanzato gli ordini degli avvocati ci sarebbe la mancanza di personale per il nuovo tribunale, ma anche qui Pietrosante interviene. Falso, perché insomma con i fondi del PNRR, questa è politica nazionale, il governo ora è incentivato ad assumere sempre più personale presso la pubblica amministrazione. Soltanto il Ministero della Giustizia ha indetto un bando di concorso per il reclutamento di personale di 20.000 persone. Pare che sia quasi una scusa il fatto che insomma vada a sottrarre l'eventuale apertura personale agli altri. C'è da chiedersi il perché di questa ostilità. Qualcuno vocifera che ci sia insomma una diaspora di un'eventuale clientela. C'è questo che gira. Non lo so, io spero che non siano questi i reali motivi, voglio dire, no? Anche perché, visto che c'è un ingolfamento da parte dei procedimenti civili e penali, la riapertura di Bassano andrebbe anche a vantaggio non solo dei cittadini, ma anche dei funzionari che lavorano e anche dei legali, voglio dire. Nei prossimi giorni gli avvocati bassanesi incontreranno la sindaca Pavan e i rappresentanti delle categorie per portare avanti tutti uniti questa campagna per la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Lei è ottimista? Vedo per la prima volta che pare che stiamo andando veramente sulla strada giusta, ecco. Nordio verrà presto a Bassano proprio per rassicurare questa sua volontà. Lutto nel mondo dei fumetti, è morto Graziano Riga, disegnatore e giornalista sardo che a lungo aveva vissuto in Veneto. Il suo corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Cagliari e giallo sulle cause del decesso. Era formalmente residente a Malo solo da 28 giorni. Graziano Riga, il famoso fumettista sardo di 71 anni, ritrovato morto in mare nei dintorni di Cagliari. Il suo corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto sulla spiaggia al Poetto di Quartu. Le cause del decesso però non sono ancora del tutto chiare. Probabilmente un malore prima di finire in acqua. Non è però escluso anche un gesto estremo, visto l'apparente assenza di segni di violenza sul cadavere. Solo l'autopsia del corpo potrà fare definitivamente chiarezza. Nativo di Doglianova, l'artista aveva a lungo vissuto in Veneto, ma sembra fosse intenzionato a tornare nella nativa Sardegna.
Una vita dedicata al fumetto come forma d'arte, una lunghissima carriera la sua. Dagli anni 70 Graziano Origa aveva collaborato con le principali testate italiane e straniere. Grafico, disegnatore e giornalista, aveva fondato la sua testata Fumetti d'Italia. Procedono in Francia i lavori per la costruzione delle carrozze della tram di Padova. Una delegazione di tecnici ha visitato le fabbriche di produzione in Alsazia. Una delegazione padovana ha visitato in Alsazia, nel nord-est della Francia, le fabbriche che producono i mezzi per le linee del tram e che devono garantire la consegna entro il 2026. 2 i luoghi visitati, quello dove si trova lo stabilimento Alstom, dove vengono assemblate le parti tecnologicamente più elaborate come le batterie, e qui vengono anche verificati gli elementi e si sta realizzando il primo prototipo per la linea SIR 2. Nell'altro luogo, invece, attualmente in fase di conclusione la totale revisione dei mezzi destinati alla linea SIR 3. Siamo nello stabilimento di Duppenheim, lo stabilimento di prova della Alstom, dove prova il Translore e dove proverà tutti i mezzi che sono in costruzione per Padova, quindi sia SIR 3 che SIR 2. Fa veramente molto piacere perché abbiamo visto un grosso investimento da parte di Alstom. Dopo la fase di produzione delle singole parti ci sarà l'assemblaggio dei pezzi e ognuno verrà portato nella pista di collaudo, dove verrà sottoposto a 500 km di test prima di essere consegnato. Siamo molto felici di aver accolto i clienti padovani nei nostri stabilimenti. Attualmente abbiamo 5 veicoli sui quali stiamo facendo le prove e le nostre squadre stanno lavorando sui mezzi da consegnare a Padova nei tempi previsti. Qui in Alsazia ci sono 30 dipendenti completamente mobilitati sul progetto di Padova. Alstom France conta 12.000 dipendenti. Negli stabilimenti alsaziani ci sono attualmente oltre 130 persone. Per garantire la tempistica di consegna, già dal prossimo mese verranno assunte 20 nuove figure ad alta specializzazione. Ampliamento del depuratore del quartiere Casale a Vicenza, investimenti futuri per la realizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e di altri 11 comuni. Ampliamento che significa una migliore qualità dell'acqua che una volta depurata viene restituita al Bacchiglione. Allora ci colleghiamo con la nostra Luisa Bertini insieme a Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua, per illustrare il piano delle opere. Buongiorno Luisa e buongiorno al Presidente. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del presidente di Viacqua Giuseppe Castaman. Perché? Perché oggi è stato illustrato un progetto dell'ampliamento del depuratore di Casale, un progetto che riguarda la razionalizzazione, la riorganizzazione del sistema fognario e depurativo non solo di Vicenza ma anche dell'agglomerato urbano circostante, quindi di altri 11 comuni. Parliamo di tempistiche, costi e di cosa comporterà al risultato finale per i cittadini. Beh, questo sicuramente è un progetto molto importante della società. È uscito da qualche giorno il bando di gara, un primo stralcio, chiamiamolo così, sono 104 milioni, che riguarda Casale principalmente. Vuol dire andare a dismettere 6 impianti di depurazione che fanno parte, diciamo, di un sistema infrastrutturale fognario depurativo che coinvolge circa 200.000 abitanti. Quindi nella società Viacqua abbiamo nei 68 comuni più di 500.000 abitanti, quindi siamo all'incirca un 40% degli abitanti. Per fare che cosa? Sicuramente dopo tanti anni questi impianti di depurazione, sebbene rispettino i parametri, hanno bisogno di una modernizzazione. Come tutte le cose diventano vecchie. E questo è un investimento quindi anche di natura tecnologica per una migliore efficienza depurativa, chiudere piccoli impianti, centralizzare, migliorare la depurazione e anche ridurre anche i fanghi, perché all'interno di questo progetto ci sono delle linee di essiccazione che permetteranno di ridurre quella montagna di fanghi, circa 20.000 tonnellate all'anno, a circa 7.000 tonnellate, per ottenere ovviamente un benessere ambientale un po' per tutti. Questo penso che sia il guadagno. Qualcuno dirà è un guadagno immateriale, no, l'ambiente è di tutti, quindi non è un guadagno immateriale, ci guadagniamo tutti. Andando proprio a sintetizzare all'osso, potremmo anche dire
fiumi più puliti e stop agli odori a Sant'Agostino? Beh, sicuramente alla fine di questo percorso, che durerà un po' di anni, ci sarà la dismissione di Sant'Agostino, sarà creata solamente una centrale di sollevamento e saranno serviti ovviamente la chiusura di questi impianti di depurazione. E poi vorrei dire che sicuramente tutto questo porterà anche a un miglioramento del sistema depurativo, del sistema fognario. Certo, oggi tengo a dire, si rispettano le norme, però ovviamente questo vorrei dire anche fare economie di scala anche nella gestione, e questa, siccome è una società pubblica e vive delle bollette dei cittadini, anche questo penso che sia un vantaggio sapere che un servizio, se viene pagato, sia un servizio efficiente. Ecco, quindi la razionalizzazione. Io ringrazio il Presidente di Viacqua e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e grazie al Presidente. E adesso il conto alla rovescia, è la notte prima degli esami, la prossima, perché da domani inizia la maturità per gli studenti veneti e si inizia con la prova di italiano. Sono 183 le commissioni al lavoro in tutte le scuole superiori della provincia in vista dell'avvio dell'esame di maturità. Sui banchi mercoledì mattina siederanno 7.254 studenti nel Padovano, 39 in meno rispetto al 2022, che dovranno cimentarsi con la prima prova scritta italiano. Accanto all'ansia che sta salendo nei maturandi, impazza come sempre il Tototemi. Si va da Verga, di cui ricorrono i 100 anni dalla morte, a Manzoni, scomparso un secolo e mezzo fa. E tra i temi di attualità, dalla guerra in Ucraina all'intelligenza artificiale, dalla morte della regina Elisabetta ai 60 anni di I Have a Dream, il celebre discorso di Martin Luther King. In attesa di conoscere le tracce vere, gli studenti sono impegnati anche sulla prova di indirizzo che si svolgerà il giorno successivo: latino al classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per la ex ragioneria. Una maturità che per la prima volta dopo l'emergenza Covid torna nella sua forma classica. Dopo i 2 iscritti, 7.000 studenti padovani dovranno sostenere il colloquio davanti alla commissione che, novità 2023, sarà formata da 7 persone, un presidente esterno e 6 commissari, 3 interni, 3 esterni. In provincia di Padova per la maturità lavoreranno quasi 1.300 addetti. Leggiamo una notizia dal Corriere.it, ancora fiato sospeso per il destino di questo piccolo sottomarino disperso. Si sono perse le tracce dopo poco che si era immerso nelle acque al largo di Terranova. Dovevano esserci, sono 5 le persone a bordo, l'immersione per vedere da vicino i resti del Titanic, ma non si hanno più notizie. Lo stanno cercando con il sonar, altre imbarcazioni, degli aerei e insomma davvero il tempo è poco. L'autonomia di ossigeno è di 96 ore, ma al momento non si hanno notizie. Ci sono alcuni aggiornamenti sulla notizia che vi abbiamo dato all'inizio della nostra edizione, ovvero la decisione della Procura di Padova sui figli, bambini di coppie omogenitoriali, in particolar modo in questo caso di famiglie composte da 2 donne. Interviene il senatore, segretario del Partito Democratico Andrea Martella, che dice: il conflitto tra giustizia e amministrazioni locali sul terreno dei diritti civili diventa ancora più pericoloso, come dimostra la vicenda dei 33 bambini di Padova, privati retroattivamente di un genitore e di relazioni familiari. Il Parlamento trovi la responsabilità di arrivare presto ad una legge giusta e rispettosa delle persone. La destra la smetta con l'accanimento ideologico contro dei bambini e prenda atto di ciò che esiste nella società. Dura anche la reazione
dell'Arci, che dice: la decisione della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita dal 2017 di bambine e bambini con 2 mamme, quegli atti che riconoscevano i figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri, è grave e vergognosa, una conseguenza delle politiche persecutorie del governo contro le famiglie arcobaleno, un decreto con cui è stata cancellata la dicitura di genitore 2 dallo stato di famiglia. Questo quanto afferma in una nota l'Arci. E proprio su questo tema il nostro sondaggio che vedete in sovraimpressione. Vi chiediamo: stop ai figli con 2 mamme, è giusto? 0422 1626 691 se la risposta è sì, se la risposta è no, il numero 0422 1626 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo subito a Venezia con il nostro Nicola Marcato che ci racconta dell'investimento di oltre 3 milioni di euro per i lavori di restauro alla Basilica di San Marco. Buongiorno Nicola e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno, ben ritrovati. Vi parlo dal chiostro adiacente alla sala convegni di Santa Apollonia nel Sestiere di Castello, di fianco a Palazzo Ducale. Ci troviamo qui per la presentazione dei nuovi interventi di restauro in Basilica di San Marco. Qui con noi c'è l'avvocato Bruno Barella, procuratore della Basilica, al quale chiediamo in cosa consistono questi nuovi interventi. È la risposta all'acqua alta. Dopo il Mose, dopo le barriere in piazza, questa è la terza pagina della riscossa di Venezia, perché elimineremo tutti i danni dell'acqua alta dal nartece e dall'altare dell'Altissimo vicino all'abside. Chiunque può vedere i danni che ha fatto l'acqua alta, noi vogliamo porre rimedio e lo possiamo fare adesso perché grazie alle istituzioni abbiamo messo in sicurezza la piazza e naturalmente col Mose tutta Venezia. Quindi si colloca su questa linea e lo facciamo con grande motivazione e rispettando i tempi che ci sono stati dati dal Ministero della Cultura. Dunque, avvocato, quanti soldi verranno stanziati e quando inizieranno i lavori? Abbiamo avuto un finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro dal Ministero della Cultura, abbiamo fatto una gara secondo le regole pubbliche, hanno partecipato 7 imprese, ha vinto un'impresa molto referenziata con un ribasso d'asta molto importante e i lavori cominciano oggi. Oggi facciamo la consegna del cantiere e quindi fra pochi giorni inizieremo. Chiediamo alla comunità di avere pazienza, ci sarà un po' di disagio, ma ne vale la pena. Se non ci sono altre domande da studio, per ora è tutto qui da Venezia. Restituisco la linea. Grazie a Nicola Marcato e grazie al suo ospite per questi aggiornamenti su uno dei simboli della nostra regione, ma non solo. La Basilica di San Marco si è chiusa con un successo a 360 gradi, il raduno triveneto delle penne nere, successo di ascolti per Media Nord-Est grazie alle sue dirette che vi hanno portato all'interno della 3 giorni di festa alpine, successo per la città di Belluno. Il bilancio. Da Cavarzano, lungo il ponte a loro dedicato, e poi giù lungo Viale Fantuzzi, Via Segato, Piazzale Cesare Battisti, Via Loreto, infine l'ingresso spettacolare sull'Iston. Gli alpini del nord-est si sono così riappropriati della loro città simbolo e Belluno non li ha affatto delusi. I numeri sono quelli di un grande evento, 200 i pullman, code in autostrada, l'ambioi tutto esaurito dall'alba. Il bilancio è andato oltre le aspettative. In questi 3 giorni del raduno triveneto abbiamo avuto veramente numeri da grandi eventi. Abbiamo avuto l'arrivo in città in un numero veramente importante di pullman, tra i 150 e i 200, e le valutazioni fatte sono che non hanno sfilato non meno di 20.000 alpini. Credo che questa sia stata una grande risposta di una città alpina
e ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto i tanti volontari che hanno reso possibile questo evento. Non poteva esserci città più adatta di Belluno, il commento del presidente Luca Zaia, che ricorda come quest'anno ricorrano i 60 anni dal Vajont, tragedia che vide in prima linea nei soccorsi proprio le penne nere, e ai soccorritori, compresi ovviamente gli alpini, ha annunciato il presidente della provincia Roberto Padrin. Longarone, città di cui è sindaco, dedicherà un viale. Ieri come oggi l'orgoglio e l'impegno dal Vajont a Vaia e all'alluvione in Emilia-Romagna, uno spirito che si vuole preservare con la proposta di sempre, quella di una mininaia o comunque di un periodo di servizio civile. Chi vorrà potrà fare la scelta anche di farlo inquadrato in termini militari, chi vorrà potrà anche farlo inquadrato, e c'è già un'esperienza in termini civili, però quello che è fondamentale è che diventi obbligatorio, cioè che tutti i ragazzi un certo periodo del loro tempo, non tantissimo, ma lo possano dedicare agli altri. C'è chi dice che a Belluno non si vedevano così tante penne nere dal 1997, quando si salutò lo scioglimento della Brigata Cadore, segno di un corpo ancora vivo. Andiamo a Bassano, sono iniziati i lavori sul Ponte Vecchio, ma le ragnatele al momento restano lì. Il Ponte Vecchio si rimette a nuovo. Sono iniziati i lavori di restyling e manutenzione ordinaria che saranno divisi in 3 fasi. Per una settimana, questa, meteo permettendo, si lavorerà al restauro delle balaustre, dei fronti sud e nord, colonnine e poggioli compresi. Sono le maggiormente esposte agli agenti atmosferici, per cui richiedono un costante intervento di pulitura soprattutto e di lucidatura, con una patinatura che verrà eseguita nei giorni successivi. Ecco, quanto dureranno grosso modo questi lavori di manutenzione e pulitura? Noi auspichiamo di finire in una settimana, ma forse qualche giorno in più ci vorrà, insomma questa è la nostra intenzione. È un materiale che è molto soggetto alla termodilatazione, agli agenti atmosferici, il vento, l'aria che qua sul ponte spira in maniera consistente, e purtroppo notiamo anche noi che ci sono queste fessurazioni continue, questi movimenti del legno che però sono tipici della materia. Le altre 2 fasi si dipaneranno tra luglio e settembre, con la manutenzione dei rostri sul fiume e la stesura del protettivo per il pavimento. Però speriamo che la gente, i turisti, non alzino gli occhi al cielo, perché ci sono tante di quelle ragnatele che fanno schifo. Speriamo siano pulite al più presto e speriamo che i lavori continuino per non dover rattoppare troppo e dare la possibilità ai turisti di vedere delle crepe, delle ragnatele, della vernice scrostata, che non fa certo onore a un ponte come questo. Pulizia della copertura che verrà realizzata entro settembre, fanno sapere dal Comune. Nel frattempo, dunque, non resta che guardare avanti. Molto meglio così che così. È già uno dei simboli degli alpini, ma con una storia alle spalle importantissima. Voltiamo pagina. Fata Festival, il festival dedicato ai 4 elementi. Terzo appuntamento volto alla scoperta dell'elemento acqua. Casale sul Sile, con il supporto dell'Associazione Universo Outdoor e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Abbiamo immaginato questo festival che celebra tutti gli elementi, quindi l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, per valorizzare quello che è il territorio, quindi unire una valorizzazione turistica ma anche una profonda conoscenza, cioè implementare la conoscenza del territorio. Conoscenza del territorio attraverso lo sport e il gioco, ma anche con l'aiuto di guide, come è accaduto per l'evento dedicato all'elemento terra, in cui un esperto ha guidato i gruppi partecipanti alla scoperta dei sentieri lungo il Sile. E per scoprire l'elemento acqua ci è sembrato la cosa più logica invitare chi meglio lo conosce, quindi da un lato la FISA, che è la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e dall'altro Universo Outdoor, che ci dà una mano con questa disciplina un po' particolare che è lo stand-up paddle. Sono 3-4 anni che facciamo questa attività sportiva qua sul Sile, non solo il Sile, ma facciamo prettamente, visto che siamo della zona, e quindi portiamo le persone a provare non solo uno sport che è a tutti gli effetti uno sport, ma anche l'emozione di vivere il territorio da un punto di vista differente, quindi sul Sile che abbiamo la fortuna di avere molto vicino. Uno sport a tutti gli effetti, il SUP.
La stazione è retta e il coinvolgimento del 90% dei muscoli del corpo lo rende a tutti gli effetti non solo uno sport completo ma anche terapeutico per chi soffre di problematiche alla schiena. Un modo per tenersi in forma e conoscere il territorio in modo sostenibile. Presente anche la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Sono cani che vengono addestrati a fare questa attività come gioco. Quindi loro giocano a salvare le vite, perché per loro è un gioco, cioè fin da piccoli o da quando arrivano all'interno della nostra scuola vengono abituati a giocare con questi attrezzi, quindi non giocheranno più con la pallina, come può essere appunto la pallina, il frisbee, giocano, imparano a giocare con la fettuccia, con la cima, tutto ciò che riguarda le imbarcazioni, i mezzi che usiamo per il salvataggio. Un grande debutto per il Fata Festival, prossimo appuntamento dedicato alla scoperta dell'elemento aria. I prossimi appuntamenti sono il 12 luglio con l'elemento aria. Ci ritroveremo ai campi da rugby di Casale, dove sotto la guida di un astronomo potremo osservare le stelle con telescopi amatoriali e però con la spiegazione di chi ci può dire cosa stiamo vedendo. Ultimo appuntamento dedicato al fuoco il 2 settembre. Al Lega Coop del Veneto riuniti i protagonisti del futuro della montagna. In una montagna in cui da molti anni si parla di spopolamento, occorrono soluzioni e risposte concrete che diano un futuro a chi nelle terre alte decide di continuare a vivere. Su questi temi si sono confrontati gli attori della vita in questi territori grazie ad un'iniziativa della Lega Cooperative del Veneto. I problemi principali sono lo spopolamento, che si porta dietro tantissimi altri problemi. La mancanza di servizi è figlia dello spopolamento o è madre, insomma potremmo discuterne. La collaborazione dal nostro punto di vista tra istituzioni, terzo settore, imprese, cittadini è la risposta possibile a questo tipo di problema. Problemi che possono sembrare piccoli, ma dalla cui concreta soluzione può dipendere la sopravvivenza di una comunità. Ecco l'esempio di due belle storie a lieto fine. Esempio, a Zoppè di Cadore, che è il più piccolo comune della provincia di Belluno, si era posto un problema. L'unico alimentare aveva chiuso. La soluzione, la cooperazione l'ha individuata con quei cittadini, si è costituita una cooperativa di consumo dove i cittadini sono i protagonisti e abbiamo riaperto quelle alimentari. Questo è un esempio classico. In Cadore avevamo un problema diverso che riguardava servizi, in particolare il verde boschivo ma anche altri, e la possibilità di sviluppare occupazione. Lì è nata una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo, che dà lavoro a più di 150 persone. Questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di saper fare. Venezia ha rinnovato l'appuntamento con Art Night, l'iniziativa che unisce tutte le grandi istituzioni culturali e cittadine con 161 eventi che hanno coinvolto l'intero comune. Alla chiesa di San Giovanni e Paolo visite a lume di candela guidate dai padri domenicani, lezioni di Pilates sulla terrazza del Fondaco, laboratori per bambini alla sede Ca' Foscarina di San Sebastiano, persino una caccia al tesoro in campo Santa Maria Formosa organizzata dalla Fondazione Querini Stampalia e dal Museo di Palazzo Grimani. Dalla Punta della Dogana a Piazza San Marco, dai musei civici al Conservatorio Benedetto Marcello, i cui concerti sono culminati a luna di notte col poema sinfonico per 100 metronomi di Giorgi Ligeti, e in pratica tutta Venezia che ha partecipato alla 12ª edizione di Art Night, la notte dell'arte, organizzata dall'Università di Ca' Foscari in collaborazione col Comune e la Regione. Abbiamo invitato un artista rifugiato per una performance, abbiamo invitato moltissimi studenti a partecipare sia nella progettazione che come volontari, ne abbiamo più di 100, una notte anche molto emotiva. Cultura e divertimento, uniti attraverso le grandi istituzioni veneziane, hanno animato calli, campielli e palazzi con 161 eventi ed una partecipazione intensa di veneziani e turisti per una manifestazione da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell'Arte europee. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 21:15 l'appuntamento in diretta con Ring ospiti Nicola Talmi della CGIL, il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, Marco Zabai del Partito Democratico e poi Irina Sciaparava, abbiamo vista poche ore fa in collegamento con il nostro Francesco Rattai delle famiglie Arcobaleno, e poi ci sarà il senatore della Lega Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e il professor Arturo Lorenzoni, docente
docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Appuntamento dunque a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring. I telegiornali invece tornano come sempre puntuali a partire dalle 18:30. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.